applauso a tutti, il mio volume, il mio volume, il mio volume, il mio volume, il mio volume. Aspetta. Prova, 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 prova. Un altro applauso. Cosa possiamo fare? Prova, prova. Ah, rifacciamoci un altro applauso, così a questo punto ripartiamo bene. Quindi, buongiorno ragazzi, come potete vedere siamo alla settima tappa, stiamo concludendo un percorso che è iniziato da Sassari in tutta la Sardegna, abbiamo coinvolto migliaia di studenti e il mio panel si chiama Orientamenti. L'obiettivo sarà in questi 50 minuti di ragionare insieme su quello che sarà in realtà il nostro futuro e partiamo subito da alcuni numeri. Allora, io mi metto nei vostri panni, avete 18 anni e noi sentiamo la disoccupazione, non c'è lavoro, poi finisce, guardate questo dato, l'Istat ci dice l'anno scorso, 2023, 1.800.000 persone erano disoccupate, ma nello stesso anno Unioncamere ci dice un'altra cosa, 5,5 milioni di persone ricercate dalle aziende con competenze. Quindi il problema non è che non c'è lavoro, il problema è che non ci sono le competenze e le aziende hanno impiegato circa 4 mesi per assumere le persone, perché non riuscivano a trovare le competenze sul mercato. Quindi il primo input che ci portiamo a casa stamattina qual è? Il mercato e il mondo è pieno di opportunità. Una cosa è certa, noi dobbiamo decidere se stare nell'atto di quelli che non hanno le competenze e quindi rischiare di essere disoccupati o capire le competenze che il mercato richiede, fare un salto, metterci dall'altra parte e stare lì pronti sul mercato. Ieri sera una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto Stefano, un'azienda mi ha chiamato da Roma, praticamente un ministero, non vi dico il nome, ve la faccio breve, non ho accettato la proposta di 75.000 euro l'anno perché non era smart working. Cioè, capite bene che oggi voi che siete nati a Cagliari, a San Gavino, a Sassari o dove siete nati, nel vostro futuro potreste pensare, se avete le competenze, di lavorare per una società che sta in Australia, a Sydney, e vivere, decidere voi se vivere qua o vivere a Sydney. Quindi la prima opportunità, la prima parola che mi porto a casa è opportunità. Ora andiamo a alcuni dati, vediamo che cosa volete fare voi da grandi. Circa 1700 persone ci hanno risposto, ci avete risposto in questo questionario, quindi emerge che circa 900 di voi si iscriveranno all'università. Appositamente oggi abbiamo chiamato studenti, ex studenti, tutto questo bel panel che abbiamo in prima fila per interrogarci e capire che cosa vuol dire, ad esempio, essere studenti universitari per voi, dal momento che circa 900 intraprenderanno questo percorso. Abbiamo con noi Alessia Pinna. Un applauso Alessia. Allora Alessia, prima domanda. Non diciamo la tua età, sei vecchissima, però mettiamoci nei loro panni. Hanno 18 anni, fra qualche mese andranno nelle vacanze estive per poi iniziare a intraprendere molti di loro un percorso universitario. Proviamo, ripeto, a pensare quando avevamo la loro età, dubbi, perplessità, perché quando hai 18 anni pensi che i grandi siano tutti sicuri e tutti forti e noi invece magari siamo fragili. Io dico sempre una cosa, siamo tutti fragili, premessa. E in questa fragilità ognuno di noi decide che cosa fare da grande e soprattutto l'ideale è farsi aiutare e supportare in questo percorso, diciamo, che si chiama vita, no? Alessia, quando tu hai deciso di fare la studentessa, cioè che cosa volevi fare? Bella domanda, nel senso che io ero super indecisa, un'eterna indecisa totale, quinta superiore, vado all'orientamento, mi piacevano tutte le facoltà, medicina, architettura, ingegneria, archeologia, tutte. Quindi decido inizialmente di iscrivermi in archeologia, faccio un primo anno, capisco che non fa per me, faccio alcuni mesi, prima in archeologia c'era la possibilità di fare un cambio di corso interno, poi vado in archivistica, non fa per me, quindi faccio la rinuncia agli studi, decido di provare altri test, faccio medicina, ostetricia, economia, ne ho fatto un po' di tutti, alla fine ho studiato economia e mi sono laureata in economia. Quindi sei laureata triennale, economia, Cagliari.
triennale e poi magistrale economia manageriale, sempre Cagliari. E tu sei nata a Iglesias? Allora, io sì, sono originaria di Iglesias, vivevo a Iglesias e ho avuto anche lì molte difficoltà logistiche in realtà. Perché io nella mia carriera universitaria sono stata pendolare fuori sede e l'ultimo periodo in sede perché poi mi sono trasferita definitivamente a Cagliari. Questo è molto importante per me, quindi molti di voi, non tutti sono di Cagliari, ad esempio il salto, la differenza tra le tante differenze tra essere studente alle scuole superiori e studente all'università è quella che devi anche arrangiarti da solo, cioè devi pensare a come prepararti le cose, a farti la spesa, cioè devi organizzare il tuo tempo, cioè passi da una condizione in cui a casa è tutto molto semplice in una condizione in cui devi pensare a te stesso. E prima cosa, devi pensare a te stesso anche sugli esami, quindi com'è stato per te l'approccio al primo semestre di economia nella preparazione degli esami? Facile? Difficile? Perché mentre voi domani mattina avete l'interrogazione di latino, matematica, italiano e magari studierete stanotte, quando sei all'università magari hai una sessione con 3 esami e non puoi studiare tutto la notte prima, no? E questo è quello che io ho sottovalutato all'inizio. Ecco. Infatti il mio primo esame ricordo che è stato un 20, perché io sono andata lì studiando tutto a ultimo, le ultime 2 settimane, addirittura facendo la spavalda senza seguire le lezioni, che tanto a cosa servono. Poi ho capito che non funzionava così, ho raddrizzato il tiro, ho seguito tutte le lezioni, poi infatti anche il voto di laurea alla fine è stata una grande soddisfazione. Però anche lì impari, ecco, come raddrizzare molto il tiro. Quindi Serve un grande metodo. non era proprio decisa su che cosa fare, ha scelto economia, hai preso una triennale, hai preso una specialistica e poi hai avuto la fortuna, l'opportunità di entrare subito in un'azienda che è stata anche finanziata, non diciamo il nome, da un grosso fondo di investimento e tu avevi anche una responsabilità. Sì, Di che cosa ti occupavi? io sono entrata in questa azienda inizialmente proprio dal tirocinio universitario, quindi ho iniziato a lavorare quando ancora studiavo. Quindi poi ho finito la laurea magistrale mentre studiavo e lavoravo, quindi entrambi insieme. È stato faticoso ma molto soddisfacente. Anche lì è una questione di organizzazione, si può fare tutto. La cosa è stato molto bello, io ho iniziato col tirocinio, ho visto tutti gli ambiti aziendali, quindi dalla parte di risorse umane al marketing e alla fine gli ultimi 3-4 anni di lavoro lì ho lavorato come nella contabilità e controllo di gestione e in particolare avendo il fondo di investimento era molto importante. Ok, poi c'è un pezzo, no? Cioè vi stiamo raccontando la storia di Alessia in 2 minuti. Poi quanti anni avevi quando lavoravi là? Ho iniziato verso i 23 e ho... sì. 23-25 Sì, anni, sì, quindi 27. poi arriva a 27 e dice non è più il lavoro che voglio fare. E c'è una cosa molto bella, tra l'altro è venuta fuori una carambata, perché c'è un ufficio del quale poi parleremo, che è dell'orientamento dell'università. Cioè Alessia, a 27 anni, dopo che ha fatto questa cosa, ha detto mi trovo un po', usiamo il termine giusto, confusa. Non ero più soddisfatta, nel senso avevo tutto, in teoria, secondo la società, avevo un lavoro a tempo indeterminato, ben pagato, vivevo su Cagliari, quindi anche posto bellissimo comunque. Però a me mancava quella soddisfazione interna, quella passione, mi mancava un po' anche la varietà, un po' tutto, ecco, non mi sentivo più stimolata come un tempo. Quindi avevo proprio questa necessità di riscoprirmi e cambiare. E quindi sei andata, ne parleremo anche dopo, nell'ufficio orientamento job placement dell'Università di Cagliari, cioè che cosa gli hai detto? Non sono contenta, non sono felice? Avevo proprio bisogno di capire quali fossero le mie competenze, cosa potessi fare per rilanciarmi e modificare tutto e arrivare nel mio caso a aprire una partita IVA ed essere soddisfatta di ciò che faccio. Quindi riuscire nel mio caso a utilizzare al meglio le mie competenze sviluppate nel periodo universitario e lavorativo per arrivare a, nel mio caso, avere anche una soddisfazione personale che fosse anche aiutare il prossimo. Ok? E Anna mi ha aiutato in questo. E oggi sei felice? Sì, oggi sì. Un Tantissimo. applauso ad Alessia, grazie mille. Abbiamo con noi Giulia. Ciao Giulia, altre storie. Quindi il nostro obiettivo è quello di raccontarvi delle cose vere, non è quello, spero, di non annoiarvi e speriamo di uscire fuori fra 40 minuti avendo più informazioni di quelle che avevamo prima. Giulia, tu che cosa studi? Allora, io studio ingegneria civile, attualmente mi sto specializzando, spero di finire presto. Quindi specialistica, 3 Sì, anni ho fatto più la 2. triennale, adesso sto facendo la magistrale. Ecco, una cosa importante, ritorniamo sempre a quella prima slide di prima. Tra quei 5,5 milioni di persone che il mercato richiede ci sono tantissimi ingegneri. Sì. Quindi
noi dobbiamo anche essere consapevoli, a seconda del percorso di studi o altro che scegliamo, che il mercato chiede delle competenze. Se magari io studio ingegneria, so che presumibilmente il mercato mi richiederà delle competenze di un certo tipo, se prendo degli altri percorsi di studi, giustamente il mercato me ne dice altre. E volendo lo studio in un'uncamere potete anche approfondirlo, non è questo il momento, ma ci dà delle informazioni, ci dice dove va il mercato del lavoro. E secondo me alla vostra età è giusto anche sapere, da una parte qual è la mia passione, ma dall'altra capire che cosa mi dice un po' anche il mercato, per provare a combinare queste due cose. Esatto. Tu Giulia cosa vuoi fare da grande? Allora, diciamo che anch'io mi sono tenuta bene con i miei dubbi in tutti questi anni, intraprendendo varie idee, nel senso l'idea del non aprire una partita IVA con tutte le spese che ci sono, e un po' la sto rivalutando con la consapevolezza che sicuramente non è il momento post laurea. Ok. Magari nel lungo termine sì, però nel breve termine, subito dopo la laurea, con tutte le offerte di lavoro che ci sono e che stiamo ricevendo, me e i miei colleghi, di andare da queste persone che ci stanno contattando e provare per il primo periodo ad essere formati, perché la laurea non ci forma al 100%, ci insegna la teoria ma non ci insegna bene bene la pratica. Qua siamo preparatissimi a livello teorico, però abbiamo bisogno di essere formati, quindi le aziende quando ci assumono sanno che abbiamo bisogno di un periodo di rodaggio, mettiamola Ok. così. Facciamo un salto indietro un attimo. Tu sei nata a San Gavino? Sì. E quindi anche tu da San Gavino ti sei trasferita a Cagliari oppure viaggiavi? No, io ho fatto la vita da fuori sede come studentessa, mi sono trasferita al primo E anno. qual è stata la tua esperienza? Proviamo a raccontare a questi ragazzi che cosa vuol dire essere fuori sede. Trasferirsi con buttarsi fare un salto nel buio proprio, nel senso c'è la gara per gli affitti per le case, tutti gli studenti che arrivano da tutta la Sardegna, perché ovviamente molte facoltà non sono presenti magari a Sassari ed Olbia, quindi qua a Cagliari c'è un raduno di persone impressionante con tante realtà bellissime da scoprire, quindi fare l'esperienza da fuori sede è consigliatissimo perché vi apre la mente, conoscete tantissime persone, andare a convivere con persone che conoscete oppure no, nel senso io ho avuto la fortuna, che poi non è per forza una fortuna, ho convissuto sempre con persone che conoscevo, però è bellissimo anche conoscere persone al di fuori, nel senso convivere con altri che stanno facendo il tuo percorso. Un altro dato ti chiedo. Tu ad esempio nel tuo percorso di studi studiavi da sola o eravate un gruppo di studio? Allora, io ho fatto un anno con il Covid, quindi questo mi ha vincolato ovviamente a studiare da sola, Ok. però ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo di colleghi fantastico. Perché questo è un primo suggerimento che esce fuori, secondo me. Quando vi iscrivete all'università, cercate di trovare un gruppo di studi, non rimanete, Esatto. tra virgolette, da soli, Esatto. no? Nelle difficoltà, ma anche nelle parti positive No, dell'essere studenti assolutamente. I universitari. miei colleghi non sono solo colleghi, per me sono la mia famiglia di Cagliari, con cui ci vediamo ogni giorno, ad ogni ora e non siamo mai stufi, forse ogni tanto. Ok, Però ok. sì, un consiglio, forse il primo, è trovare le persone giuste con cui affrontare questo percorso. Ok, allora in bocca al lupo per il tuo futuro e grazie Giulia. Grazie Un a voi, applauso buona Giulia. giornata. Allora, andiamo avanti. Molti di voi hanno scelto anche di arruolarsi con le forze dell'ordine e abbiamo con noi il tenente colonnello, Comando Militare Esercito Sardegna, Ivan Incani. Un applauso Ivan. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo qua in realtà perché anche questa, diciamo, è un'opportunità. In particolare il Ministero della Difesa dà un'opportunità maggiore a chi? Diciamo che da un'opportunità diamo una mano a quei ragazzi che si vogliono arruolare con noi, fanno un percorso, per un motivo o per un altro decidono di andare via e quindi congedati senza demerito possono intraprendere un'altra carriera. Quindi nei cambiamenti possiamo dargli una mano a trovare una collocazione, uno sbocco occupazionale differente. Quindi abbiamo anche l'opportunità di farli, per così dire, concorrere nella pubblica amministrazione dove ci sono dei posti riservati. Quindi capiamo l'opportunità. Chi intraprende un percorso di quel tipo, della durata di anche 18 mesi, 30 mesi? Allora, attualmente abbiamo 30 mesi per gli ufficiali, che possono essere dei giovani laureati che vengono a fare gli ufficiali di inferma prefissata, oppure 3 anni.
Ok. nelle varie forze armate. Ok. Chi fa questo percorso poi comunque ha la possibilità di partecipare in una fascia dedicata tra il 20 e il 30% nella pubblica amministrazione. Esattamente. Affinché quindi diciamo che la concorrenza si restringe molto. Sì. E voi c'è un progetto che si chiama Progetto Sbocchi Occupazionali che potete trovare nel sito del Ministero, che ha proprio delle persone come te, come voi, che Esatto. ringrazio le forze armate, che supportano e orientano le persone affinché si possano Sì, reinserire. Esatto, noi diamo supporto nella ricollocazione professionale, diciamo che regaliamo un paracadute a tutti quelli che vengono a fare un periodo da noi. Perfetto, grazie mille Ivan, Grazie un a applauso voi. a te. E proseguiamo con Francesca Lubina. Ce l'abbiamo? Francesca Lubina. Ciao Francesca, ti stavo inseguendo. Allora, Buongiorno. buongiorno. Quindi ancora studenti, ex studenti, dottorandi, dottorande. Tu quindi hai fatto il percorso perché loro appunto possono iniziare una triennale, poi fare una specialistica e poi magari dopo la specialistica si possono fare mille cose. Tra le tante si può anche proseguire il percorso universitario. Quindi tu, cioè, che cosa vuol dire proseguire il percorso universitario? Cioè, che cos'è un dottorato di ricerca? Allora, essenzialmente dopo la laurea magistrale appunto si può proseguire nella carriera accademica e fare un dottorato di ricerca significa quindi investire 3 anni della tua vita portando avanti un progetto. Un progetto che può essere anche finanziato da un ente esterno o il governo stesso, insomma è un percorso appunto in cui tu vai ad arricchire maggiormente le tue competenze e allo stesso tempo porti avanti proprio una ricerca. Col dottorato di ricerca di base puoi diventare un professore universitario, puoi diventare un accademico. Tendenzialmente sì, cioè il percorso è quello, Ok. quindi se sei particolarmente appassionato della tua materia, puoi appunto fare un dottorato e successivamente proseguire con la carriera Tu accademica. hai fatto l'Erasmus durante il dottorato? Sì. Ecco, perché la cosa interessante qual è? Giustamente noi siamo in Sardegna, siamo sardi, rispetto a quei famosi 5,5 milioni di competenze che vengono ricercate sul mercato, se io parlo inglese, se io ho studiato in una facoltà internazionale, se ho esperienze internazionali, sicuramente sono molto più attraente per un'azienda che mi cerca. Ecco, da non sottovalutare il fatto che se anche nasciamo in Sardegna, abbiamo la fortuna di nascere in Sardegna, possiamo intraprendere dei percorsi che si chiamano Erasmus. Che cosa vuol dire Erasmus? Vuol dire che durante la triennale, correggetemi se sbaglio, ho la possibilità di fare 6 mesi all'estero presso un'altra università e quindi imparare un'altra lingua. Posso fare altri 6 mesi nella specialistica che dura 2 anni e poi posso fare durante il dottorato che dura 3 anni 1 anno e mezzo all'estero sempre pagato. Sì, assolutamente. Cioè si hanno sempre delle borse per fare un'esperienza all'estero. Esatto, maggiorate ovviamente per coprire i costi di permanenza all'estero. Capite bene che io mi occupo anche di selezione del personale. Tra un ragazzo di 21 anni con una triennale, 110 lode, e un ragazzo di 21 anni con una laurea, anche con un voto, se 110 lode meglio, ma con un Erasmus, con altre esperienze, con altre competenze, come dicevamo prima, l'università mi dà la parte teorica, ma magari mi manca un po' la parte pratica. No? E sicuramente, torniamo a quei 5,5 milioni, è molto più interessante chi conosce più lingue, è molto più interessante chi ha fatto anche esperienze all'estero, è molto rispetto a chi magari ha un profilo più normale, lasciatemi passare il termine. Mi confermi? Sì, assolutamente. E poi comunque sono esperienze di vita, sia a livello formativo proprio che di esperienza personale, ti portano a interfacciarti con una realtà diversa, cioè proprio uscire completamente da una comfort zone. Apprendere appunto una nuova lingua, interfacciarsi insomma con una lingua diversa, ti sottopone a tante sfide, diciamo Ok, così. ok. Perfetto, grazie mille Grazie Francesca. mille. E grazie per la tua testimonianza. Andiamo avanti, quindi alcuni di voi vogliono anche intraprendere un percorso di creazione di impresa, perché poi è molto interessante vedere anche che cosa vogliono fare gli altri, no? Per me è molto interessante questo non ho ancora deciso.
Ne parlavo anche ieri. Ieri abbiamo fatto un panel come questo, 800 ragazzi come voi. Nel non ho ancora deciso, secondo me è molto bello, perché la verità è che se non hai ancora deciso puoi fare qualsiasi cosa affinché tu possa trovare la tua strada. Ne parliamo con Giuseppe Secche, Università di Cagliari. Glielo facciamo un applauso a Giuseppe. Grazie, buongiorno a tutti. Giuseppe, non so cosa fare, sono indeciso. Proviamo a tornare indietro. Avevi 18 anni, che cosa hai fatto? Dove ti sei iscritto? Che cosa volevi fare? Non lo sapevo, nel senso che non avevo la più pallida idea di che cosa sarei andato a fare. Io ho fatto il liceo classico, un liceo di provincia a Gavoi, quindi insomma un liceo che orientamento non sapevamo nemmeno cosa fosse, ci mandavano dei dépliant, e i dépliant erano Livorno, Ravenna, Roma, quindi università che per noi oggettivamente erano molto fuori mano. Quindi noi vedevamo le immagini e rimanevamo un po' affascinati da queste immagini, da un'idea lavorativa che ci eravamo fatti, ma che in realtà non aveva nessun aggancio con quello che poi era la realtà. Quindi io ero affascinato per esempio da ingegneria navale. Che però era a Genova. Sì, Ok. ma uscendo dal classico era una cosa impossibile. Alla fine ho provato il test di medicina, non l'avevo passato. Mi era venuto in mente di fare un anno di biologia, così ho detto faccio biologia, mi convalidano alcuni esami. Perché poi ci sono tutti questi trick, no? Cioè, perché magari non passi quel test di ammissione, ma magari vuoi fare comunque quello e allora ti iscrivi in una facoltà simile, dove magari fai i primi 3-4 esami che poi ti riconoscono anche nell'altra università. Alcune volte sì, alcune volte no. Non si può più fare. Esatto, non fatelo. perché sono dei miti, cioè sono delle leggende che circolano e nel momento in cui tu sei indeciso dici ma sì dai mi butto, ci provo, però non funziona proprio così. Alla fine ho seguito un po' quello che mi piaceva di più probabilmente, mi sono iscritto in storia. E sai, iscriverti in storia dici vabbè, in storia e che cosa fai? Lo storico. In realtà io e tutti i miei colleghi una volta finita la magistrale abbiamo lavorato tutti, alcuni con libere professioni totalmente sganciate dalla facoltà di studi umanistici, perché poi la facoltà è quella. Altri, continuando il percorso, per esempio sono entrati a scuola, insegnano, sono diventati di ruolo, hanno una stabilità professionale e una tranquillità anche, cioè sono felici, sono contenti. Altri invece abbiamo continuato nel percorso della ricerca. Quindi tu hai fatto il dottorato? Sì, io ho fatto E hai il fatto dottorato, l'Erasmus? ho fatto 3 anni di dottorato, sì, l'Erasmus in realtà l'ho fatto in magistrale ed è quello che mi ha aperto la via. Ecco, Perché raccontami, perché questa è un'opportunità immensa che abbiamo. Tra l'altro la regione Sardegna per mille motivi è tra le regioni che dà delle borse più importanti, cioè ti dà un contributo per trascorrere del tempo in un altro stato. Raccontami la tua esperienza da Erasmus nella specialistica. Allora sì, io ho deciso a un certo punto di fare l'Erasmus, proprio volevo, in realtà un primo Erasmus l'avevo già fatto perché io sono di quegli studenti fuori sede che ha fatto il primo Erasmus a Cagliari, nel senso per me era spostarmi da quella che era la mia Comfort zone. comfort zone, la mia casa, quindi ho iniziato questo primo Erasmus a Cagliari conoscendo tantissime persone e il secondo l'ho fatto in Spagna, mi sono iscritto, ho partecipato al bando, avevo messo come prima sede Madrid. Non presi in Madrid, quando vidi la graduatoria era Salamanca. Salamanca, chi l'ha mai sentito? Boh. Comunque, andai a Salamanca, una città universitaria bellissima, un'università del 1200, io entravo in questi edifici e mi sentivo importante da studente. Bellissimo. E l'idea era quella di fare la tesi magistrale lì. Iniziai una tesi magistrale su un personaggio, un re che io mai avevo sentito in vita mia, me la diede il docente, e sarei dovuto rimanere 6 mesi. In realtà a dicembre scrissi al docente e gli dissi, professore, non mi ero fatto sentire, proprio sparito, però lavoravo. Scrissi al docente e gli dissi, professore, ascolti, vorrei prolungare fino a 9 mesi. Io non so cosa abbia pensato al momento. Comunque mi mandò l'autorizzazione, va bene, vai, resta. E lì però ho iniziato a stringere relazioni, oltre che umane e personali che ho ancora oggi. Adesso tra un paio di mesi vengono a trovarmi degli amici, io sono andato l'anno scorso a trovarli, peraltro amici che studiano alcuni storie, alcuni lettere, ma alcuni sono ingegneri, dei medici, con i quali siamo restati in contatto e con i quali per esempio stiamo facendo un progetto di ricerca, perché alcuni hanno proseguito nella carriera universitaria. Grazie a quell'esperienza ti porti a casa anche una lingua in più. Caspita, sì, mi porto a casa lo spagnolo,
mi porto a casa un po' di inglese e mi porto a casa l'aver conosciuto persone che arrivavano dalla Cina, dal Portogallo, dalla Russia, dagli Stati Uniti, e questo ha cambiato totalmente la mia prospettiva un po' di vedere il mondo nel Quindi piccolo sono dell'esperienza. nato a Gavoi, potevo ho studiato a Gavoi, potevo studiare a Cagliari e fare un percorso anche molto lineare, hai deciso di fare esperienze e quelle esperienze ti ha dato più opportunità, ti ha dato maggior curriculum, ti ha dato una lingua in più e probabilmente anche poi nella fase di accesso al tuo dottorato avevi anche qualcosa in più degli altri se magari avevi un'esperienza all'estero. Quindi, cioè, è un percorso, non la nostra vita. Avete 18 anni, potete fare di tutto, quindi io mi prenderei dei pezzi anche appunto da Giuseppe, me li porterei a casa, grazie Giuseppe, in bocca al lupo. Proseguiamo. Per me questa slide è molto interessante, no? Perché tu dici, ma alla fin fine chi è che decide che cosa faccio? E da questa slide emerge che, in fondo non si vede benissimo, però ve lo dico, praticamente chi decide sono i vostri familiari, nel bene e nel male. Cioè, come potete vedere, 700 studenti hanno preso la decisione che avete cliccato con un suggerimento dei familiari, alcuni degli amici, e poi via via. Questo per me è molto particolare, ripeto, lo dico sempre. Perché? Perché giustamente se sceglie la nostra famiglia, io ho 45 anni, ipotizzo che i vostri genitori ne possano avere un po' più di me, però loro vedono il mondo con i loro occhi, con gli occhi di un cinquantenne, sessantenne, che legge il mondo con le loro chiavi di lettura. Ma il mondo oggi è un mondo che corre a velocità completamente diverse e infatti rifletto molto su questo dato, cioè la scelta che prenderete, che avete preso e che state prendendo, è figlia del fatto che state facendo una cosa che voi amate o è figlia del fatto che magari i nostri genitori ci dicano fai una cosa o fai un'altra? Lascio a voi, diciamo, la riflessione su questo, mettiamola così. Mara Calia, un applauso a Mara, che è... Mara è particolare, l'abbiamo intervistata anche ieri, e praticamente emerge che lei da una parte lavora per l'università ma dall'altra fa anche la libera professione. L'ho lasciata dicendo vabbè, tu vuoi diventare ricca, però no, raccontaci queste due strade, cioè cosa vuol dire fare la libera professione? Allora, prima di tutto vuol dire organizzarsi da soli il lavoro, cioè darsi delle scadenze, essere indipendenti, quindi non c'è nessuno che ti guida. Quindi vuol dire so fare delle cose, mi apro una partita IVA e vado a vendere le mie competenze a qualcuno che necessita delle mie competenze. Quindi decido io il mio tempo, decido io nel bene e nel male quando e come lavorare, però in questo momento hai anche un dottorato di ricerca. Borsa di ricerca è una cosa diversa. Ok, che cosa vuol dire? Qual è la differenza tra borsa di ricerca e dottorato? Il dottorato dura 3 anni, è specifico su un argomento. Una borsa di ricerca si può lavorare su vari argomenti. E quanto dura? 1 anno, può essere anche rinnovata. Quindi perché Mara è furba? Perché lasciate passare il termine, farà libera professione, però magari ci sono tanti come lei che fanno la libera professione, ma lei in più, diciamo, può vantarsi nel suo curriculum il fatto che fa ricerca all'università e quindi è potenzialmente, lasciami passare il termine, più credibile. Sì, perché la libera professione ti dà, puoi gestire certi argomenti e la borsa di ricerca può arricchirti di altri argomenti, quindi è complementare, correlato e interessante. Mara, per tu hai questo. fatto l'Erasmus? No. No, ok, va bene, quindi si può anche non fare l'Erasmus. Un applauso a Mara, Grazie. grazie mille. Andiamo ancora avanti. Sulla base di che cosa avete preso quelle scelte, in particolare prospettive di carriera, uno stipendio sicuro, volontà di realizzare un sogno, opportunità di viaggiare, insomma dati interessanti, prospettive di carriera anche su questo, come avete visto anche alle storie precedenti, si può fare una roba e poi posso anche cambiare e fare delle altre cose o vedremo magari anche delle altre persone che giustamente perseguono magari la strada che avevano preso a 18 anni. Mi piacerebbe conoscere l'università dal punto di vista degli studenti. Stefan Caldarus. Ciao Stefano. Allora, funziona? Il microfono non funziona più?
Ti passo il mio nel frattempo che aggiustano questo. Allora, Stefan, come prima cosa, che cosa studi? Allora, buongiorno a tutti, io sono adesso al quinto anno di medicina all'Università di Studi di Cagliari. Inizio a parlare nel frattempo che appunto arriva il microfono. Io sistemo la regia. Perfetto. Allora, appunto, io studio medicina, il mio percorso, diciamo, è stato abbastanza lineare rispetto anche ad altri che ho sentito prima, nel senso che io mi sono appassionato al mondo medico da piccolo, nel senso che guardavo i cartoni della De Agostini, quelli su come è fatto il corpo umano, e là ho detto, ok, mi interessa qualcosa che vorrei approfondire. Poi mi sono appassionato un po' per capire come funziona il corpo umano, e l'altra parte che mi ha portato a scegliere quella che è stata poi la mia facoltà attuale è stato il fatto di voler dare una mano agli altri, voler fare qualcosa per gli altri. Infatti io, sin da quando sono piccolo, mi sono sempre impegnato in 1000 attività. E questo è un consiglio che do anche a voi, nel senso, la vita non è fatta solo di studio. Io anche al liceo ho fatto, rappresentanza, la faccio dalla prima liceo, poi ho fatto 1000 attività, 1000 sport, anche adesso all'università faccio rappresentanza, faccio associazionismo e riesco comunque a studiare medicina. Quindi da questo punto di vista ho avuto un percorso molto variegato che mi sta portando comunque a laurearmi in quello che ho sempre voluto e a raggiungere un obiettivo che mi sono posto sin dall'inizio. Che cosa vorrei fare da grande? Allora, bella domanda, nel senso che non abbiamo, e dico io, ma parlo anche a nome dei colleghi, diciamo delle strade molto predefinite. Una laurea in medicina ti apre le strade su tantissime specializzazioni. Ecco, questo è molto importante. Quindi io studio medicina, mi laureo, però poi di base devo scegliere una specialistica. Sì, di base puoi fare una cosa principalmente una volta presa la laurea, cioè andare a fare guardie mediche. Quella è la cosa che di base può fare chiunque con i 6 anni. Dopodiché devi fare un corso o di medicina generale che dura 3 anni e quindi si fa il medico di famiglia, oppure si sceglie una specializzazione in base anche a cosa ti è piaciuto di più all'interno del mondo universitario, all'interno delle materie che tu hai studiato. E ad esempio di solito quello con cui si entra l'idea di fare all'inizio dei 6 anni non si arriva mai a farlo veramente, nel senso che poi si cambia idea, perché mai uno si accorge, non era la mia passione nella vita quello. Però questi 3 anni, correggimi se sbaglio, sono già un lavoro. Sì, allora si è retribuiti. sono 3 per il medico di medicina in generale perché è un corso, mentre scuola di specializzazione va dai 4 ai 5 anni, a seconda della scuola, però sono retribuiti. Cioè voi siete medici a tutti gli effetti, che lavorate, aiutate le persone, lavorate negli ospedali e vi danno una borsa di studio per quello che voi state facendo, messa come borsa di studio, in realtà comunque è uno stipendio, e nel frattempo vi formate per poi diventare specialisti. E tu che cosa vorresti fare? Allora, io sono indeciso tra 3-4 cose, nel senso che, sì, infatti non ho le idee, devo ancora chiarirmi un po' le idee. Mi piacerebbe ad esempio, una cosa che mi è piaciuta molto, è il sistema cardiocircolatorio, quindi fare il cardiologo ad esempio. Fare il medico di famiglia, perché secondo me è uno dei medici più completi in assoluto, perché quando ti arriva un paziente, magari soprattutto in certi paesi, in certe zone, devi saper analizzare a 360 gradi la situazione. La parte che si collega un po' alla mia parte più scientifica è la radiologia. Io ho valutato anche di iscrivermi in fisica, quindi da questo punto di vista... Insomma, vi dico una cosa, Stefan doveva essere nel mio caso l'unico dritto con la direzione, invece anche lui poi si capisce, però è sempre medicina. Però post laurea. Post laurea. L'altra opzione sarebbe già in sanità pubblica. Ah, ok. Quindi vediamo un po' come andrà. E in più sei anche, oltre, quindi sei capocondomino, sei anche rappresentante del Senato accademico per gli studenti. Io sono rappresentante degli studenti in Senato accademico all'Università di Cagliari. Cioè vuol dire che tu porti le istanze degli studenti affinché si possa ottimizzare l'offerta formativa e migliorare. Esatto. Ok. Cioè tutto quello che non va all'interno dell'università, se va trattato a livello generico per tutti e 28.000 studenti iscritti, devo andare a discuterla, devo andare a portarla. Ok, grazie mille Stefan, Grazie a te. un applauso a te. Io dico sempre, l'altro giorno ero in palestra, è entrata una persona di corsa, serve un medico, e tra me mi sono sentito uno stupido, incompetente, perché ho detto, cioè, io so fare 2+2, ho studiato economia, il medico invece salva le vite, quindi molto bella questa cosa di iniziare un percorso per migliorare la vita degli altri. Quindi se vi serve un consulto, dopo c'è Stefan che è quasi laureato. Grazie mille.
Andiamo avanti. Come possiamo aiutarti a prendere una decisione? Allora, per questo, anzi, io a Maika darò la parola dopo, c'è la nostra direttrice generale. Allora, quindi la domanda era: vorrei sapere a chi rivolgermi per trovare lavoro. Sapete una cosa? La giornata di oggi è organizzata da un ente che si chiama ASPAL, che si occupa di politiche attive del lavoro. Ci sono in tutti i territori della Sardegna degli uffici che si chiamano centri per l'impiego. Che cosa vuol dire? Voi, diplomati, potete andare o negli stand qua fuori immediatamente o anche domani o dopodomani o quando volete, e chiedere che cosa? Come prima cosa, questi uffici vi danno supporto all'ingresso nel mondo del lavoro, cioè mi serve un curriculum, non ce l'ho e mi serve affinché mi possa fare la stagione. Mi serve capire che cosa so fare o che cosa potenzialmente potrei fare. Nei centri per l'impiego venite, si dice, profilati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mi fanno delle domande, solitamente una psicologa del lavoro, e cerca di indirizzarmi su quelle che possono essere le mie propensioni, cioè su quello che mi piacerebbe probabilmente fare da grande, e quindi vi danno un supporto. Andiamo avanti, vi danno anche un supporto sui tirocini. Questo ne parleremo anche dopo con l'università, ma ci sono delle aziende ad oggi che necessitano di personale, necessitano soprattutto anche di tirocinanti retribuiti e chiedono praticamente anche su questo ad ASPAL di fare il matching, di trovare le persone che si vogliono impegnare affinché si possa ricoprire quel ruolo. Quindi una cosa importante, ne parleremo magari dopo con te. Ora andiamo all'orientamento dell'università, quindi chiamiamo con noi Silvia Murgia. Ciao Silvia. Bentornata. Allora, in effetti ieri mi hai fregato, quindi io ti ho fatto la domanda sui tirocini e poi mi hai un po'... E quindi oggi io ti blocco su questo. Cioè, che cosa vuol dire come prima cosa fare un tirocinio? Mettiamoci, ripeto, nei loro panni, stanno iscrivendo all'università, cioè che cosa vuol dire fare un tirocinio? Perché è utile fare un tirocinio? Noi ci occupiamo di tirocini extracurriculari, nel nostro caso, nel nostro settore, quindi per laureati fino a 12 mesi dal conseguimento del titolo. Tutti noi abbiamo molti sogni, lo stiamo toccando con mano in questo momento ed è bellissimo averne molteplici. Noi aiutiamo le persone neolaureate a maneggiarli, nel senso ho conseguito il titolo, devo concretizzarlo. Una di noi ci diceva prima che all'interno del percorso universitario impariamo la teoria, però poi dobbiamo metterla in pratica. E il tirocinio extracurriculare è un'opportunità preziosissima in tal senso, perché vi consente attraverso un periodo che va dai 2 ai 12 mesi, pagato in questo caso, perché a differenza del tirocinio curriculare viene previsto un contributo di almeno 400 euro lordi mensili, e vi consente di affacciarvi nel mondo del lavoro per capire sia se le competenze che avete sono adeguate e quindi vi consente di colmarle eventualmente, e vi permette anche di capire se la strada che state intraprendendo è quella che effettivamente volete percorrere. Silvia, una domanda. Questo è per i laureati, hanno 18 anni, si iscrivono a settembre, cioè l'ufficio orientamento potrebbe essergli utile prima dell'iscrizione all'università oppure da studenti universitari? Quali servizi date loro? L'Università di Cagliari come servizio orientamento copre tutte le tappe, cioè ex ante, cioè prima dell'iscrizione vi aiuta nella scelta. Quindi di quei 700 che vogliono intraprendere un percorso di studi universitari, sappiate che c'è un'opportunità, contattate gli uffici di orientamento dell'università per avere magari più informazioni. Esattamente, e poi vi accompagna anche durante il percorso universitario, qua abbiamo delle colleghe in rappresentanza, quindi vi sostiene in momenti di difficoltà, in momenti in cui avete necessità di chiarimenti, e poi ci siamo noi che possiamo accompagnarvi anche parallelamente, perché affacciarsi al mondo del lavoro non è necessariamente nel momento in cui si consegue il titolo, anzi il nostro consiglio è quello di cercare di capire parallelamente allo studio anche cosa potrebbe essere il dopo, e noi vi aiutiamo in questo senso, sia cercando di conoscere
quello che davvero viene richiesto dal mondo del lavoro, quindi non solo l'atto studio universitario, ma anche tutte le competenze poi pratiche, le soft skills, non so se ne avete sentito parlare, quindi le capacità personali che una persona deve avere oltre a quelle formative, quindi la capacità di problem solving, la capacità di lavorare in gruppo, sono tutte abilità che potete già maturare nel percorso universitario, che magari vengono trattate meno all'interno giustamente delle lezioni accademiche, e noi vi aiutiamo a scoprirle. Ok, grazie Silvia. Ora chiamiamo Matteo, al quale chiediamo: Matteo, però queste cose come le fate? Non ci siamo preparati e quindi è molto free. Come fate? Cioè, avete degli strumenti, avete dei software, avete uno psicologo del lavoro che appunto profila le persone? Cioè, questi ragazze potenzialmente fra 5 mesi potrebbero venire nei vostri uffici. Come glielo date questo supporto? Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, sostanzialmente siamo noi, il nostro ufficio siamo noi, 3 persone e il rapporto è 1 a 1, cioè noi facciamo consulenza, soprattutto. Il caso di Alessia, dopo, ecco, questo è un aspetto importante, definire, adesso stiamo parlando di cosa fare nel futuro. Molto spesso la decisione che prendiamo magari oggi non è immutabile, non la stiamo scolpendo nella roccia. Alessia ha fatto un percorso. Alessia è la ragazza che ha parlato prima, Esattamente. che ora appunto è anziana, ormai ha 28 anni, e che però si è rivolta da loro 2 anni fa, dopo che si è laureata, dopo che aveva un lavoro, a tempo indeterminato, e si è rivolta sostanzialmente a voi e voi l'avete accompagnata. Esattamente, abbiamo un po' reindirizzata, perché abbiamo parlato del fatto, cosa facciamo noi? Ti aiutiamo a definire le competenze che hai e a presentarti nel mondo del lavoro, ma anche a capire in quale direzione vuoi andare nel mondo del lavoro. Perché dicevamo, a volte è più la famiglia che incide, a volte sono più gli amici. Il nostro lavoro è in consulenza a capire realmente cosa sai fare, cosa ti piace fare e che cosa sei in grado di fare anche come tipo di persona. Lei magari aveva delle aspettative, una direzione, e poi è andata invece a rendersi conto che nella vita le cose cambiano, si cambia idea, si conoscono situazioni nuove, eccetera. Quindi noi facciamo le consulenze, facciamo i tirocini, facciamo domande di incontri con le aziende, utilizziamo anche delle piattaforme, una si chiama in particolare Jobiri, che è un assistente virtuale in buona sostanza, cioè sono delle lezioni di guida per fare un percorso in autonomia, c'è la possibilità di scrivere un curriculum o di prepararsi ai colloqui di selezione. Tutti i servizi che facciamo anche noi, diciamo, come individui. Ok, perfetto. Grazie mille Matteo, quindi sappiate che l'università c'è. È saltata la tua slide, quindi infatti venite con me, entrambi. Allora, no. Allora, raccontatemi le ultime 2 esperienze, raccontami, tu che cosa studi? Io studio chimica e tecnologie farmaceutiche, sono adesso al 5º anno, mi sto per laureare. E come, cioè a 18 anni avevi già deciso che cosa fare? Non esattamente, cioè sapevo quali fossero le mie passioni e sostanzialmente cosa volevo fare genericamente in un futuro. Sapevo che mi interessava la ricerca scientifica e poi lì ho iniziato, diciamo, a valutare che percorso potessi intraprendere per appunto seguire questa mia passione. E da grande cosa vorrei fare? Io mi sono sempre visto felice lavorando in un laboratorio con un camice bianco, facendo i miei esperimenti. Senza avere 800 persone davanti. Esatto, questo è proprio... Un applauso a te. Riccardo? Sì, buongiorno a tutti. Problema tecnico con le slide, ma noi facciamo finta di nulla. Riccardo, sì. Che cosa vuoi fare da grande? Allora, ho un background abbastanza particolare io, perché ho iniziato con il liceo artistico e poi mi sono laureato in economia aziendale, più precisamente in economia e gestione dei servizi turistici. Ecco, questo è molto interessante. Io se porto la mia mente, quando avevo 15 anni e un mio amico mi diceva mi sono iscritto all'artistico, dico la verità, era semplice dire vabbè, non combinerà niente, farà l'artista, no? E invece no. La cosa bella della vita è che noi ci dobbiamo prendere la nostra vita nelle nostre mani, e se invece tu vuoi fare l'artista è giusto che vada all'artistico per diventare un artista, ma è anche giusto che se magari durante quel percorso capisci che poi alla fine magari volevi fare altro, hai intrapreso un percorso di laurea in economia aziendale. Sì, economia e gestione dei servizi turistici, che è una laurea di economia aziendale. E ora che cosa fai?
Adesso a settembre mi iscrivo nella magistrale di statistica, Data Analyst e Business Analytics, cioè Data Science and Business Analytics a Cagliari. Quindi se ci fosse uno psicologo del lavoro in sala, Sì. un artista che fa economia, che vuole fare statistica, sarebbe un bel caso studio. Sì, Grazie infatti. mille Riccardo. Grazie a Un voi. applauso a te. E ora chiamiamo con noi Maika Versano, che è la direttrice generale, la cogliamo con un applauso, di ASPAL, che in realtà è il soggetto che ha organizzato tutto questo oggi. Siamo qua per voi. Questa è l'ultima giornata. È l'ultima giornata di un percorso molto lungo che ha visto migliaia e migliaia e migliaia di studenti partecipare in questi momenti, ha visto migliaia di persone che non hanno un lavoro fare le file negli stand delle aziende per presentare il loro curriculum e diventare cittadini, diciamo, attivi con un lavoro. Che cosa ti porti a casa da questa esperienza, Maika? Che cosa vogliamo dare? Che messaggio vogliamo dare ai nostri ragazzi rispetto all'orientamenti, cioè rispetto al fatto che abbiamo anche provato a orientare le loro menti in un percorso di crescita? Intanto buongiorno a tutti, sono felice di vedervi così numerosi. Cosa ci portiamo a casa? Intanto la grande partecipazione, il grande entusiasmo per le informazioni che abbiamo dato, che hanno ricevuto, e abbiamo cercato di essere il più possibile completi, perché il mercato del lavoro è un mercato ampissimo, velocissimo, e il nostro obiettivo e interesse era quello di farvi perlomeno percepire in che cosa consiste il cambiamento, dove ci stiamo muovendo, orientando, e darvi qualche elemento in più per poter consentire a voi giovani il nostro futuro, il nostro ricambio generazionale nei lavori del futuro, che saranno completamente diversi da quelli che conosciamo oggi. Darvi la possibilità di conoscere e di scegliere consapevolmente e di poter cambiare la vostra scelta consapevolmente quando è necessario, perché appunto la flessibilità del lavoro sarà un nuovo modo di operare e soprattutto il modo normale di vivere. Grazie. Grazie mille Maika, un applauso a te e a questo punto un ringraziamento alle Forze Armate, all'Università di Cagliari Sassari, a tutti i nostri ospiti, un applauso a voi, buona giornata e buon job day a tutti. Vai. Sì. Entra all'ingresso dove c'è la reception e chiedi di... All'ingresso, padiglione D. Padiglione D. Ok, bravissima. A sinistra dei gazebo c'è l'ingresso. Ok. Tu entri lì e poi entri nella prima sala, proprio quella che trovi davanti a te. Sa. Prova, sa. Ok.
Ok, sa. Ok, 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 sa. 1, 2, ok, sa, sì. Ok.
Eccoci, buongiorno a tutti, facciamo un grande applauso, siamo in diretta streaming. Buongiorno, bello. Ok, ci siamo. Allora ragazzi, buongiorno. Bene, questo era abbastanza lungo, ci piaceva. Allora, iniziamo questo convegno, si chiama Aspal for Future. Qual è l'obiettivo di quest'ora che passeremo insieme? Non riceverete una lezione, non sarà come dire un'aula di teoria, ma avremo la possibilità di ascoltare quelle che sono le testimonianze di imprenditori e di ragazzi che fanno un percorso, hanno realizzato sia delle attività nel mondo dell'innovazione, ma soprattutto anche la testimonianza di ragazzi che all'interno del sistema ITS si preparano per entrare nel mondo del lavoro. Quindi quello che oggi avrete la possibilità di gustare è proprio l'esperienza e la testimonianza di chi, come voi, si è trovato in quinta superiore a scegliere quello che voleva fare da grande e soprattutto l'ha scelto lui e non l'ha fatto scegliere agli altri. È una cosa molto importante questa. Perché? Perché l'obiettivo principale di una persona è quello di realizzare se stesso. E realizzare se stessi è possibile e non c'è una ricetta per farlo. Quello che oggi potrete, come dire, guardare, potrete osservare è che non essendoci una ricetta c'è la testimonianza di chi l'ha fatto prima di noi. Quindi facciamo di nuovo un grande applauso e partiamo con le prime testimonianze. Allora, ci siamo. Partiamo subito con la prima esperienza. Si tratta di due imprenditori visionari che rispondono proprio al titolo di essere sognatori, innovatori e imprenditori. Perché è importante ascoltarli? Perché loro ci portano, come dire, la loro esperienza, quello che hanno realizzato nella loro vita. Allora io chiamo subito a parlare con me, così partiamo subito, Riccardo Sanna. Vieni qui sul palco. Un applauso a Riccardo. Ciao a tutti. Allora, per presentare la tua azienda, chiedo alla regia di mandare il video che ci guardiamo insieme ai ragazzi. Va benissimo. Ci siamo, un altro applauso per Riccardo, ascoltiamo la sua testimonianza. Allora Riccardo, di cosa si occupa la tua azienda? Presentaci la tua realtà e poi ci racconterai di te. In breve, ci occupiamo di moderazione avanzata con l'intelligenza artificiale. Questo è uno dei nostri ultimi prodotti, il Certi AD Builder. Quindi l'intelligenza artificiale applicata alla moderazione. Moderazione, quindi in poche parole, noi impediamo che voi possiate inserire una foto sbagliata all'interno dei siti, come in questo caso subito.it, Vinted, eccetera. Voi non potete inserire magari delle foto che non sono sicure per gli altri utenti. Semplicemente questo. Ok, quindi fate questo tipo di lavoro. In che modo tu sei approdato in questo tipo di realtà, in questo tipo di lavoro? Allora, io sapevo da quando avevo 16 anni sicuramente che avrei fatto questo. Ovviamente non è vero, io ho fatto migliaia di cose diverse, io nasco come fotografo, infatti la mia azienda comunque sia nasce da una mia, disavventura. Quando avevo, dai 16 ai 18 anni, non avevo tantissimi soldi neanche per comprare attrezzatura fotografica, mi piaceva fotografare, lavoricchiavo un po' con la fotografia. Che succede? Che magari nei siti cercavo di acquistare usato e poi alla fine molto spesso anche ricevevo delle truffe e non sapevo andare avanti.
Quindi cosa succede? Perdevo i miei soldi, questa cosa è successa negli anni e quindi da lì è iniziato a balenarmi in testa l'idea di moderazione, controllo, verifica delle cose, quindi partendo da una roba che è la fotografia, quindi completamente diverso dall'intelligenza artificiale, completamente diverso dal settore che stiamo affrontando in questo momento, però mi ha portato a chiudere, diciamo, un cerchio e a capire che cosa servisse, diciamo, in questo settore qui in cui sto lavorando adesso. Vicky, perché sei felice di aver creato la tua azienda e sei felice di fare quello che fai? Sono felice di fare quello che faccio perché sono libero. Avere un'azienda, secondo me, è sintomo di libertà, sintomo di poter scegliere la strada da prendere. Quando vedete qualcosa, state andando in una strada, in qualsiasi città, e vedete una cosa che non vi piace, volete cambiarla in qualche modo, vorreste che il risultato fosse diverso di quello che vedete. Questo è un'azienda. L'azienda voi la potete plasmare a vostra immagine e somiglianza, ma anche immagine e somiglianza del mercato, di quello che credete sia il mercato, non quello che il mercato vuole convincervi ad essere. Grande Ricky, io ti dico, stiamo parlando con ragazzi delle quinte superiori. Ragazzi, stiamo ascoltando una testimonianza di un ragazzo giovanissimo che partendo da una sua idea, partendo anche da un mestiere, partendo da una competenza, da un suo talento, ha realizzato un'azienda assolutamente innovativa. Allora io chiedo adesso a Riccardo i primi step che ti hanno portato a far diventare il tuo sogno, il tuo talento in azienda. Allora, sicuramente la parte più importante di un'azienda sono le persone, l'avrete sentito dire 1000 volte, ma sono le persone giuste. Io non avrei mai potuto creare questa azienda senza trovare i miei soci e le persone che mi hanno supportato, come il mio socio che si occupa direttamente dell'intelligenza artificiale, Emanuele. Loro creano, cioè le persone che sono intorno a voi, guardate bene chi avete intorno a voi e chi frequentate e che cosa potete realizzare insieme, perché è questo quello che crea un'azienda. Il primo step è trovare delle persone che vi supportino, non state da soli. Non state da soli. Bellissimo. Grazie Riccardo. Grazie. Un applauso Grazie. a Riccardo. Grazie. Auguroni per tutto. Grazie. Ragazzi, facciamo tesoro delle parole che abbiamo ascoltato, cioè fare rete, quindi scegliere le persone. Tante volte noi abbiamo un'idea e dobbiamo fare attenzione anche a chi condividiamo quest'idea, perché magari possiamo avere anche un'idea geniale, un progetto che vogliamo fare adesso al termine delle scuole superiori, sia esso professionale ma anche formativo, accademico, però magari troviamo a fianco a noi delle persone che smorzano, delle persone che ti dicono ma chi te lo fa fare, tanto non ci riesci, fa ridere la tua idea. La cosa bellissima di Riccardo, oltre ad aver creduto in quello che è il suo progetto, è proprio la capacità di aver scelto le persone giuste con cui condividere il proprio sogno. Un altro applauso a Riccardo e passiamo al prossimo ospite. Rimaniamo sempre nel campo dell'innovazione, Aspal for Future, quindi guardiamo al futuro, guardiamo alle nuove realtà. Adesso chiamo a parlare con noi Andrea Zanda di Rombo AI. Un applauso. Buongiorno a tutti. Ci siamo, guarda, c'è anche la curva nord che ti acclama, grandissimi. Allora, abbiamo la possibilità di raccontare ai ragazzi quella che è un po' la tua esperienza, ok? La tua esperienza, come nasce la tua attività, come nasce l'idea appunto di supportare tutte le realtà, le aziende per lo sviluppo di software personalizzati. Quindi oggi, soprattutto a scuola, stiamo puntando molto a quella che è la digitalizzazione, no? Come nasce il tuo progetto? Allora, sostanzialmente io sono in quest'ambito dell'intelligenza artificiale da tantissimi anni, iniziato nel 2007 quando ancora il termine intelligenza artificiale non era di moda, l'ho iniziata con la mia tesi di laurea, però posso dire che è iniziata quando ho seguito la mia passione, diciamo, ho capito di avere una certa attitudine per una certa materia e ho coltivato la mia passione. Sostanzialmente ho continuato a fare quello che mi piaceva fare. È iniziata lì la mia esperienza imprenditoriale, perché poi ho detto ok, sto facendo queste cose, io ho fatto ricerca all'università con il dottorato su queste tematiche,
e volevo vedere realizzato la mia idea, quindi ho detto, ma sai che c'è, forse la metto sul mercato, faccio un'impresa e cerco di vedere se effettivamente le mie ipotesi hanno un riscontro e funziona. Effettivamente la prima volta non hanno funzionato, ma ciò non significa che non abbiamo permesso di intraprendere un percorso e poi fondare un'altra azienda perché avevo sbagliato delle cose. Questo è un passaggio che voglio sottolineare per i ragazzi perché è veramente un passaggio importante, Andrea. Lui ha detto, la prima volta che ho provato, ok, il risultato non è quello che mi aspettavo, non era quello che mi aspettavo. Ragazzi, guardate che bello come Andrea sta parlando del fallimento e quante volte noi di fronte alla paura di sbagliare, di fronte alla paura che qualcosa non riuscirà, ci fermiamo in anticipo. Ascoltate bene questa testimonianza perché è davvero di grande valore per questo aspetto, uno degli aspetti, ci sono tanti aspetti, questo però per i ragazzi è molto importante. Vai. Sì, appunto, il primo ostacolo non è quello che mi ha fatto desistere da perseguire questa strada e poi io comunque avevo una certa attitudine per la ricerca della libertà, un po' come diceva Riccardo, fare impresa è anche una forma di libertà e cercare di plasmare il mondo che è davanti per cambiarlo. Questo è molto, per come la vedo io, è una delle cose più nobili che si possano perseguire. Di cosa vi occupate nello specifico, così lasciamo ai ragazzi anche la chiarezza della Rombo AI, cosa si occupa, cosa fa? Allora, sostanzialmente noi forniamo intelligenza artificiale personalizzata alle aziende, alle piccole e medie aziende. Avete sentito tutti parlare di ChatGPT, diciamo è un po' Ne avete sentito parlare? Chi ha sentito ChatGPT? Alzi la mano. No, anche quello. Grandi, giù la mano, ok, lo sanno. Se non alzano la mano i professori è un problema, perché dovrebbero... No, i professori alzino la mano, la conoscete? Subito, qua. Tan. Vedi, anche i prof lo sanno. Ok, perché dovrebbero cercare di capirlo almeno. Però diciamo ha portato l'intelligenza artificiale alle persone. Oggi tutti sanno più o meno cos'è un'intelligenza artificiale, però in realtà esiste nel mercato da tantissimi anni, da circa 20 Da quanto anni. esiste questo tipo di... Ma allora, prodotti nel mercato effettivamente che sono arrivati noi, diciamo da una ventina d'anni che arrivano al consumatore, però è una materia che è studiata dagli anni 60. Diciamo, è nata, il termine intelligenza artificiale è nato prima della seconda guerra mondiale. Ok, Andre, per chiudere, quindi voi vi occupate di questo, qual è il tuo pensiero sul futuro e soprattutto qual è il consiglio che vuoi dare ai ragazzi per affrontare questo futuro? Allora, sicuramente quello che dicevo prima, seguire le passioni, è trovare quell'eccitamento, quello stimolo, quella luce che vi fa svegliare ogni mattina e dire voglio fare questo è molto importante. E nulla, non buttarsi giù di fronte a magari qualche ostacolo. Io sono sicuro che la cosa più importante è la stamina, la resistenza, perché la motivazione è tutto in questo settore. Grazie, grazie, un grande applauso ad Andrea, andiamo avanti. Cogliamo ragazzi queste testimonianze, le state ascoltando con grande attenzione, con grande silenzio, vi faccio già i complimenti perché siete tantissimi e state davvero approfittando di questa opportunità. Allora adesso passiamo ad altre testimonianze che ci mettono proprio davanti alle possibilità anche formative che abbiamo nel nostro territorio e soprattutto a far capire quanto è importante la formazione connessa con la propria passione, connessa con quello che vogliamo fare. C'è la possibilità, quindi chiedo alla regia di mandare il video per presentare il sistema ITS Sardegna.
Eccoci, ragazzi, un altro applauso. Ricordiamo che siamo in diretta streaming su tutti i canali dell'ASPAL, nei social, su YouTube. Andiamo avanti. Il sistema ITS Sardegna, percorsi professionalizzanti che vi danno la possibilità di imparare, formarvi secondo quelle che sono le vostre passioni, i vostri desideri, farvi entrare nel mondo del lavoro. Quindi è bellissimo poter adesso ascoltare le testimonianze anche per capire meglio di cosa si tratta, per poter vedere il sistema ITS come un'opportunità concreta di cui oggi potete apprendere quello che è il valore che può portare nel vostro percorso al termine delle scuole superiori. Quindi partiamo con una figura, un imprenditore, un uomo, una persona che ha, come dire, per primo sperimentato cosa significa mettersi in gioco. Ha iniziato a fare impresa nel settore digitale da subito, veramente quando era giovanissima, aveva qualche anno in più di voi. Oggi qui rappresenta una fondazione del sistema ITS che veramente sta facendo un grande lavoro, quindi chiamo a parlare con noi Alessandro Vagnozzi. Un applauso. Ciao Davide, ciao, Ale. Ciao a tutti. Eccoci Ale. Allora, cosa vogliamo raccontare ragazzi? Innanzitutto 2 parole per raccontare il valore della formazione nel percorso di crescita di un ragazzo e poi dopo ti farò qualche domanda anche per quanto riguarda realizzare i propri sogni. Bene, perfetto. Sì, come dicevi giustamente tu, io ho iniziato a fare, tra virgolette, l'imprenditore molto giovane. Sì. Avevo 20 anni e quindi quando noi abbiamo iniziato, io e gli altri miei soci abbiamo iniziato questo percorso, non sapevamo neanche di essere imprenditori. Noi abbiamo preso una passione e l'abbiamo tramutata in un lavoro. Okay? Qual era la passione? Perché è bellissimo. Racconta un po' ai ragazzi in 2 parole certo. Qual era la passione e cosa avete combinato. La passione all'epoca, stiamo parlando del 1998, era quella di internet ed era quella del web. Quindi l'idea nostra era quella di portare le aziende sarde online. Ok, oggi è una cosa banale perché giustamente certo. Tutte le aziende sarde online, ma all'epoca era una cosa abbastanza nuova, una cosa molto innovativa. Spettacolo, bellissimo, bellissimo. Allora, quindi voi vi siete formati, avete fatto gruppo, una rete bellissima di amici che portati dalla passione, arrangiando diciamo luoghi di lavoro, no? le prime esperienze. Avete sognato in grande, poi non lo racconta, ma diciamo poi questa azienda è diventata qualcosa di importante, è un'azienda quotata in borsa, un'azienda che come dire, ha sviluppato poi 20 anni di esperienza per poi ricaderci, no? Cos'è successo poi? Sì, diciamo che qualche anno fa questa azienda che è nata nel 98, noi abbiamo deciso di cederla per continuare a far sì che questa potesse crescere e affermarsi nel mercato non solo nazionale ma anche quello internazionale. E poi io nel frattempo ho fatto un'altra startup, tra l'altro con dei ragazzi più o meno della vostra età, ci occupiamo di intelligenza artificiale applicata al mondo dell'editoria e quella è l'azienda che in questo momento sta prendendo quel percorso per la quotazione in borsa di cui facevi riferimento tu. Sì, esattamente. Sì, Ti chiedo Ale, la Fondazione Novitas, quindi Sì. ITS, raccontaci che tipo di formazione offrite ai ragazzi che escono dalle scuole superiori. Perfetto, allora è una formazione innanzitutto molto pratica, ok? Io ho conosciuto la fondazione perché mi hanno invitato a fare innanzitutto inizialmente delle testimonianze e poi delle docenze, ok? Ovviamente una buona parte dei docenti viene dal mondo del lavoro. Tendenzialmente, se non sono imprenditori, comunque sono persone che lavorano nell'ambito, in questo caso, dell'informatica. Che cosa succede? Che noi trasferiamo delle competenze che sono delle competenze pratiche, ok? Ovviamente la teoria che facciamo in funzione ha una parte pratica preponderante. Perché? Semplicemente perché dopo questi 2 anni di formazione, come avete visto nel video, l'80% dei ragazzi, dei partecipanti, trova un lavoro. Bellissimo. Okay? Ragazzi, ci siamo, quindi le fondazioni ITS, in questo caso Novitas, quindi il settore dell'informatica, propone dei percorsi professionalizzanti che hanno come effetto l'80% di inserimento lavorativo.
Quindi si tratta di percorsi, come ci stava raccontando Alessandro, che ti danno anche la possibilità di conoscere, di respirare il mondo del lavoro, perché sono professionisti che fanno da docenti. Quindi c'è una parte vero teorica, ma anche una parte assolutamente pratica. Sì, ecco, una cosa importante, io da imprenditore ho fatto tante selezioni evidentemente, no? E che cosa è successo? Che spesso quello che accadeva è che le persone che arrivavano a fare il colloquio, come è normale che sia, molte non avevano esperienza, ok? Perché benché stessero magari terminando, avessero terminato un percorso di studi, chi alle superiori, chi all'università, giustamente quando si esce dal mondo scolastico o accademico universitario si arriva senza esperienza. Questo va bene, però spesso le aziende hanno bisogno invece di persone che arrivino con un minimo di preparazione anche pratica, okay? Che arrivino, diciamo così, dei semilavorati. Certo. Allora, l'ITS dà questa possibilità. Innanzitutto dà la possibilità a noi di conoscere questi ragazzi per 2 anni e quindi comunque sia evidentemente poi cercare anche di portarli in azienda. Certo. E allo stesso tempo dà la possibilità a queste persone che frequentano i corsi di uscire con una preparazione veramente solida dal punto di vista pratico. Bellissimo. Okay? Grazie. Noi ti ringraziamo, facciamo un grande applauso ad Alessandro Bagnozzi. Grazie. Andiamo avanti, ragazzi, ancora con testimonianze. Adesso vi presento un'azienda che appunto ha inserito un tirocinante dai percorsi ITS. In questo caso stiamo parlando di ITS Efficienza Energetica Sardegna, quindi entriamo nell'area dell'efficienza energetica. Quindi io adesso vi presento sia il rappresentante legale dell'azienda che si è connessa con i sistemi di formazione ITS, sia un ragazzo che frequenta come tirocinante e si sta inserendo nell'azienda. Quindi chiamo a parlare con noi Bruno De Muru e Andrea Sau. Facciamo un applauso anche a loro. Ok, allora Bruno, la vostra azienda, no? La Till Change. Allora, noi abbiamo anche una presentazione. Possiamo raccontarla così, la raccontiamo noi. Di cosa vi occupate e di cosa si occupa, soprattutto che cos'è questo settore dell'efficienza energetica? Posso dire perché si chiama Till Change? Assolutamente sì, bellissimo. È un nome inglese. Allora, Till Change è una parola inglese, till, che vuol dire il colore dell'acqua del mare, lo smeraldo, la costa smeralda. No? L'abbiamo chiamata così perché significa che la nostra organizzazione è un'organizzazione basata non sulla gerarchia, ma sul lavoro di gruppo delle persone. E ovviamente io sono il rappresentante legale perché sono il più anziano, però quelli che lavorano nell'azienda sono tutti persone che lavorano allo stesso livello, con la loro creatività e la loro innovatività. Noi vogliamo proporre questo perché noi ci occupiamo in partenza di innovazione, siamo partiti con l'innovazione e come priorità abbiamo pensato alla Sardegna. E alla Sardegna, partendo dalla logica del recupero energetico, dell'efficienza energetica, ci siamo concentrati sui progetti che si chiamano agri-fotovoltaici, cioè quei progetti che consentono di utilizzare l'energia pulita, quella prodotta dai pannelli fotovoltaici, per sviluppare contemporaneamente anche le attività agricole. Voi sapete che in Sardegna abbiamo un abbandono dei territori molte volte molto deprimente. Noi stiamo cercando di rivalutare i territori in Sardegna, di poterli far crescere dal punto di vista agricolo e di allevamento. Bene Bruno, vai, ti dico, nel momento in cui voi come azienda avete creato questa grande opportunità di trasformare magari dei terreni agricoli abbandonati in realtà, in luoghi, in siti dove produrre energia pulita, quindi andando proprio verso quel trend che ci sta portando proprio al rispetto dell'ambiente, a cercare dei canali di produzione energetica che ci permettano di vivere meglio, ok? Com'è il vostro approccio al sistema ITS? Cioè, perché vi siete connessi al sistema ITS? Perché vorremmo fare in modo che i giovani possano capire
che oggi l'attività agricola non è più come quella dei nostri padri e dei nostri nonni, ma è un'attività agricola basata sull'innovazione, sulla digitalizzazione. I nostri impianti, dice una fotografia, sono basati per esempio sull'agricoltura di precisione. Cosa è? È un sistema computerizzato che da remoto controlla l'attività agricola e controlla lo sviluppo del terreno. Con la produzione fotovoltaica ovviamente è necessario avere un controllo da remoto del terreno. Oggi si può fare con la tecnologia. Abbiamo una grande azienda di Sassari, per dire, che purtroppo mi dice io lavoro il 10% in Sardegna e il 90% fuori. Questo a noi dispiace molto e vorremmo portare questo tipo di tecnologia qui. E stiamo lavorando per questo, con queste progettualità. Bellissimo. Un'ultima cosa. Sì. Uno dei problemi per sviluppare progetti è quello dei soldi, banalmente. Ok. Noi stiamo cercando di avere il finanziamento di grosse società energetiche, Enel, Iberdrola in Spagna, A2A a Milano, società di questo tipo che ci possono dare il finanziamento per sviluppare questi progetti, però vi posso garantire che è stato molto complicato discutere con queste grandi aziende per convincerle che non è solo un problema di produzione di energia pulita, ma è anche quello di sviluppo sociale del territorio. Grazie Bruno. Facciamo un applauso a Bruno De Muro per la Till Change e io vorrei ascoltare la testimonianza di Andrea, che è un ragazzo che sta facendo il tirocinio all'interno dell'azienda. Ti chiedo veramente una battuta di cosa ha significato per te frequentare il percorso con ITS e cosa ha portato poi nella tua vita questo percorso. Bene, grazie, salve a tutti. Io come molti una volta uscito dalle superiori è venuto il momento di guardarmi intorno, decidere cosa fare. Come molti ho puntato inizialmente all'università, non mi ci sono trovato, ho provato vari percorsi. Mi sono infine trovato recentemente all'ITS, sono stato in realtà loro a trovare me, mi hanno offerto un colloquio, mi hanno offerto questa possibilità. È sempre stato il tema ambientale, comunque il rinnovo energetico, un tema molto sensibile per me, quindi mi sono subito trovato interessato al corso che mi proponevano. Come l'hai trovato poi il percorso? Quindi qua davanti ai ragazzi, tu quanti anni hai? Adesso 28. 28 anni, e dei ragazzi giovanissimi che vorrebbero appunto approdare al termine delle scuole superiori in quello che è il loro progetto, in quello che è la loro passione. Cosa ha significato per te? Che tipo di esperienza formativa hai fatto con ITS? Quale caratteristica ha? Allora, con l'ITS io ho avuto un'esperienza, innanzitutto c'è stata l'esperienza formativa sulla teoria, ci sono stati dei corsi che abbiamo potuto seguire, che ci hanno dato un'infarinatura su varie, sia sulle materie, sia su come funzionano le aziende. Che ci hanno aiutato poi, quando è arrivato il momento della pratica col tirocinio, a poter inserirci direttamente sull'ambiente lavorativo senza troppe difficoltà. Io personalmente è stata la mia prima vera esperienza lavorativa, questa con la Till Change, al momento mi sto trovando assolutamente bene. Bellissimo. Sto lavorando a progetti molto importanti, molto interessanti, è stata un'esperienza formativa assolutamente fenomenale per me. Grande, grande Andrea, facciamo un applauso ad Andrea. Grazie, grazie, dottor De Muro, grazie, grazie. Allora ragazzi, andiamo avanti, stiamo andando verso la conclusione. Arriviamo a raccontare un'altra testimonianza, anche qui chiameremo sia chi rappresenta l'azienda e anche i ragazzi che hanno fatto il percorso ITS e hanno iniziato ad entrare nel mondo del lavoro, sono entrati nel mondo del lavoro. Allora, adesso chiamiamo qui a parlare con noi Giulia Fernandez della Grimaldi Sardegna. Un applauso. Insieme a Vittorio Zedda. Vieni pure Vittorio, un applauso anche a Vittorio, allievo ufficiale di macchina, piacere. Allora Giulia, raccontiamo ai ragazzi l'esperienza di Grimaldi in connessione con il sistema ITS Mosos. Ok, Grimaldi, io rappresento Grimaldi Sardegna, che è l'agenzia marittima per il gruppo Grimaldi. Ok. Noi ci occupiamo di terra, il gruppo Grimaldi è l'azienda che è entrata a far parte del Mossos come socio e che annualmente preleva i loro studenti per lavorare a bordo delle navi.
Ok, perché è importante connettersi con questi sistemi di formazione per le aziende? Perché sono programmi personalizzati, cioè insieme al MOSOS lavoriamo, abbiamo una necessità di una figura professionale, quindi insieme all'ITS si può lavorare e trovare il percorso giusto per imbarcare le persone. Adesso, commissari di bordo, tu sei allievo di macchina, sono percorsi studiati con l'azienda e l'istituto di formazione. Benissimo. Allora ragazzi, proviamo a sottolineare questo aspetto. Quando noi individuiamo un'area professionale che ci può interessare, abbiamo la possibilità di informarci attraverso il sistema ITS per capire quali sono le opportunità che il sistema offre rispetto a quella che è la nostra passione, il nostro desiderio. Vedete come ci stanno raccontando che le nostre opportunità, le nostre passioni trovano anche un supporto in quel mondo degli adulti, no? Che tante volte noi vediamo molto distante. In realtà ci sono questi supporti, c'è questo accompagnamento molto prezioso. Come ci racconta Giulia, la cosa interessante è che ci sono tantissime domande, tantissime offerte di lavoro che a volte non trovano poi quella domanda e quindi il sistema ITS ti forma per rispondere a quella domanda. La cosa importante ovviamente è che si abbini la tua passione, che non fai semplicemente la scelta di un lavoro qualunque. A questo proposito vorrei chiedere a Vittorio, com'è nata questa scelta e com'è nato un po' il tuo percorso professionalizzante? Allora, la mia scelta è partita, diciamo, dalle superiori, quando ho scelto di studiare al Nautico di Carloforte. Poi dopo il Nautico comunque ci sono diverse strade da prendere. Io ho scelto quella di entrare nell'ITS MOSOS perché ti prepara sicuramente al lavoro a bordo. Prima di imbarcare avrete una formazione, sarete seguiti dai tutor e dai docenti che sono sia docenti universitari che direttori di macchina o comandanti di macchina che vi potranno insegnare la vita di bordo e i sistemi di bordo. Poi una volta che arrivate a bordo, lì toccate con mano veramente il lavoro e potrete capire veramente il bello di questo mestiere e il bello di frequentare un ITS che vi prepara e vi segue fino al conseguimento del titolo da ufficiale di macchina, che dopo circa 3 anni, e in più vi dà comunque anche un diploma di 6° livello che è pari a una laurea triennale. Non è solo studio, ma è anche lavoro, il bello è quello. E le materie teoriche sono strettamente legate alla pratica e al lavoro di bordo. Arriverete a bordo già con un grado da allievo ufficiale per poi prendere il titolo in capitaneria rilasciato dal Ministero dei Trasporti come ufficiale di macchina abilitato alla guardia. Grazie, bellissimo. Giulia, voi... Si fanno ovviamente delle prove sui simulatori che niente, vi preparano al mestiere che troverete a puoi bordo. andare a fare. Bellissimo. Grazie, io vi ringrazio, facciamo un grande applauso anche a Giulia Fernandez e a Vittorio. Andiamo ragazzi verso la conclusione. Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le testimonianze e quelli che sono i racconti concreti di chi è passato da un sogno, da un'innovazione a una realtà imprenditoriale. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare anche come questi sogni possono essere accompagnati da percorsi formativi importanti. È un'opportunità sicuramente da considerare subito, fin da oggi. Siamo in quinta superiore, siamo in quarta, siamo nelle ultime classi che poi ci portano a fare la nostra scelta. Io prima di chiudere vi dico questo, come sintesi delle preziosissime testimonianze che abbiamo ascoltato. La cosa più importante è essere protagonisti delle scelte. Le testimonianze che abbiamo ascoltato ci hanno insegnato proprio questo, non farsi sistemare dagli altri, ma sistemarsi, ossia scegliere quello che a noi piace.
E se a volte quello che a noi piace, ci viene l'idea di dire magari quello che mi piace poi non sarà un lavoro, pensateci bene, perché quando c'è la passione, come ci hanno raccontato anche Andrea, Alessandro, come ci ha raccontato Riccardo, quando c'è la passione e magari troveremo qualche ostacolo, bellissima la testimonianza di Andrea, no? Lui dice, io ho appena iniziato, dopo gli studi ho fallito, ho sbagliato, ho avuto i risultati che non erano quelli che non mi aspettavo, però non ho mollato. Ma perché? Perché lui non ha scelto quello che gli hanno detto gli altri, non ha scelto quello che gli adulti hanno scelto per lui, ma aveva scelto secondo la sua passione. E quando tu hai la passione che muove la tua scelta, la tua motivazione, non cede. Puoi trovare gli ostacoli, ma se c'è la passione, ossia quello che sei tu, riesci ad andare avanti. Ragazzi, io vi ringrazio di cuore per aver ascoltato questo convegno di Aspal for Future. Sono felicissimo anche di aver raccontato in tutta la Sardegna questo bellissimo convegno, perché Aspal for Future significa che Aspal guarda al futuro, guarda i giovani e ai giovani offre tantissime possibilità. Quindi mi raccomando, rimanete collegati con Aspal. Vi auguro un buon job day a tutti e vi ringrazio.
Busso come se volessi entrare. Se volete farmi entrare dovete sedervi perché stiamo per iniziare. Vi do un minuto. Grazie. Grazie. Spontaneo così. Sei il mio nuovo migliore amico. Poi adesso faccio l'ingresso bellino, fate un applauso come se fossi veramente qualcuno, ok? Alla grande. Piera, poi chiudiamo la porta. Chi non è entrato si perderà lo spettacolo. Autoritario? Piaccio così, un po' autoritario ci sta. Autoritario, cazzo. Porta chiusa. Oggi ci divertiamo. Poi. Se la facciamo su con te, che dici? Sì, va bene, proviamo a farla su, perché poi lei prende anche... Altrimenti tu stai su e io sto su. Magari facciamole tutte e due, vediamo un po' com'è. Sì, cominciamo. Dov'è il mio amico? Sei pronto? Dobbiamo fare un casino, eh? Ok. Io dirò benvenuti all'ultima tappa del job. Poi vi do 10 euro a tutti. Shh. Benvenuti all'ultima tappa del Job Day Casteddu. Grazie, grazie per questo applauso veramente che vi viene dal cuore. Maledetti disgraziati. Qua dietro una fotografa vorrebbe fare delle foto fighe. Che dite? La facciamo una foto bellina tutti insieme? Vi taggo tutti, ve lo prometto. Li prendi tutti? Alziamo le mani stile concerto. Alziamo le mani, raga, facciamo così. Tanto se puzzate non si sente. Grazie, fatevi un applauso, avete già iniziato benissimo. Grazie. Allora, innanzitutto oggi sono un po' nostalgico. Vi chiedo come state? Perfetto. Sono abbastanza bellino? Molto. Mia zia. No, sono un po' nostalgico perché col Job Day abbiamo fatto un viaggio itinerante per tutta la Sardegna e oggi è l'ultima tappa. Quindi poi a casa, quindi ancora una responsabilità ancora più grande, quindi ringrazio per avermi scelto. Oggi ho un ospite, non due come ieri eravamo Andrea Arru e Manu Invisible, cavoli vostri, però oggi mi sono ricordato di una persona che ama ricordare le cose. In quanti di voi hanno il problema di ordinare le pizze, a prescindere di ordinare le pizze al telefono? Ok, qua si indica. E vi capita di dire, ok, allora una 4 stagioni, una... Tu come la volevi? Ecco, io sono uno di quelli, non mi ricordo niente. Voi a memoria come siete messi? Male. Allora facciamo così, dato che magari vi serve anche qualche consiglio su come studiare, su qualche metodo, su qualche consiglio, oggi ne ho portato un amico da fuori. Parto con un video. Una bella lavagna che introduce ufficialmente
il campione mondiale di memoria, Andrea Musi. Buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Lui lo conoscete già, qualcuno lo conosce, è un campione mondiale di memoria che battute stupide se ne faranno tantissime, si è ricordato di venire oggi qua. Speriamo. E quindi, allora, Andrea, io inizierei a farti qualche domanda, però so che tu hai già pronto qualche... Io ho già pronte molte cose da dire. Però sì. nel frattempo poi posso farti anche qualche domanda. Ah, certo, sì. Se mi siedo là e ti faccio Va fare... benissimo, anche perché io adesso inizio Ok. da qui, dalla lavagna, perché vorrei partire con un esperimento per il quale ho bisogno del vostro aiuto e anche del tuo. Quindi Allora ti chiedo giro. di andare dal pubblico e quando Christian arriva da voi, chiedo alla persona dove arriva Christian con il microfono di dirmi 3 cifre, un numero da 3 cifre, quindi per esempio 6, 2, 9, 8, 3, 4, e io le andrò a scrivere qui alla lavagna, quindi 3 cifre alla volta. Possiamo partire. Scelgo io? Scegli tu. Allora, c'è una ragazza che mi ha fatto un cuore prima, quindi chiedo a te. 3 cifre. 6, 2, 8. 8? Sì, tutti pari. Tu ti chiami? Angelica. Possiamo anche accelerare, così è un po' più difficile per me. Allora acceleriamo. 9, 8, 5. Ok? 6, 9, 8. Ti casa fantasia. 3, 5, 4. 3, 5, 4. 1, 7, 0. 1, 2, 3. Vi chiedo di alzare un po' la voce perché non vi sento. 1, 6, 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3, infatti. 5, 9, 2. 5, 7, 8. Un attimo, aspetta. 5, 9, 2, 5, 7, 8. Come ho fatto? 7, 9, 7. Andrea, dimmi tu stop, eh? No, continuiamo. Siamo a metà più o meno. 6, 3, 4. 4, 5, 8. 1, 9, 2. E non ho sentito l'ultima? 1, 9, 2. 3, 2, 1. Via. 1, 5, 0. 1, 5, 0. 7, 7, 7. Di media video. 1, 1, 8. 1, 1, 8. Ultima tripletta. 3, 7, 2. 3, 7, 2. Perfetto. Ci siamo. Io adesso mi prenderò circa un minuto per memorizzare queste cifre. Molto bene. Avete capito che oggi stiamo dando i numeri, no? Quindi ci sta. Ok, scherzavo, io ho fatto. Ah, già fatto? Sì. Cioè ci proviamo. Posso Allora, io risalire? a questo punto mi metto qui e mi copro il viso. Allora, abbiamo 6, 2, 8, 9, 8, 5, 6, 9, 8, 3, 5, 4, 1, 7, 0, 1, 2, 3, 5, 9, 2, 5, 7, 8. Adesso la prossima riga la ripeterò al contrario, quindi dall'ultima tripletta alla prima. Abbiamo 1, 9, 2, 4, 5, 8, 6, 3, 4, 7, 9, 7. Adesso l'ultima riga ripeterò sia le triplette al contrario, sia le singole cifre all'interno delle triplette. Abbiamo 2, 7, 3, 8, 1, 1, 7, 7, 7 che è uguale, 0, 5, 1. No, vabbè. Grazie. Ah. Spettacolo. Quindi Vi ringrazio. avete capito che se andate all'All You Can Eat con lui non ci sono problemi. Giusto? Giusto, speriamo. Adesso però ancora più interessante, proverò a far fare a voi una cosa simile, senza che voi conosciate le tecniche di memoria e senza che abbiate mai provato qualcosa del genere. Io vi racconterò delle storie. L'unica cosa che vi chiedo è di seguirmi in quello che vi dico e di immaginare, di visualizzare quello che vi racconterò. E nel farlo parlerò al singolare a ognuno di noi, a ognuno di voi, così vi risulterà più semplice visualizzare il tutto. E chiudete pure gli occhi perché può aiutarvi a vivere questo esperimento meglio e a renderlo più funzionale. Quindi chiudi gli occhi,
ti trovi nella cucina di casa tua, sei in cucina, in particolare davanti al frigorifero. Apri il frigo della tua cucina e all'interno ci trovi un enorme un idrante, quello rosso dei pompieri, e questo idrante ti colpisce con un getto d'acqua e allora tu, barcollando, ti muovi verso il tavolo della tua cucina, che però è ricoperto di birilli. Il tavolo si è trasformato in una pista da bowling. Allora decidi di sciacquarti il viso con acqua fresca per svegliarti un attimo e capire cosa sta succedendo, quindi ti muovi verso il lavandino, apri il rubinetto e dal rubinetto esce una folata di bora che ti ricopre il viso, te lo congela, e allora tu hai bisogno di calore per sciogliere questo ghiaccio e ti muovi verso i fornelli. Tenti di accendere i fornelli, ma non funziona. E allora prendi un sacco di carbone e lo rovesci sui fornelli tentando di accenderli con il carbone. Ma non funziona. Allora ripieghi sul microonde, scaldi qualcosa al microonde e lo userai per sciogliere il ghiaccio che hai ancora sul viso. Quindi ti muovi verso il microonde, tanto le cose non possono andare peggio di così, apri il microonde e le cose vanno peggio di così, perché dentro al microonde della tua cucina c'è uno zoo, un piccolo zoo in miniatura, con un paio di elefanti, una giraffa. E allora cominci a chiederti, ma è solo la cucina a trovarsi in queste condizioni o magari anche il resto della casa? Allora decidi di fare un'ispezione partendo dalla tua camera da letto, quindi ti muovi verso la camera da letto e per prima cosa controlli l'armadio, apri l'armadio e dentro trovi un sub attaccato ad un'enorme bombola di ossigeno e più che il sub noti la bombola perché è più grande del sub stesso. Allora chiudi l'armadio, vai verso il letto perché è arrivato il momento di farsi un riposino, quindi afferri la coperta, fai per tirarla su, ma questa rimane attaccata perché qualcuno ha cosparso lo spazio tra la coperta e il letto di dentifricio che si è solidificato e ha fatto effetto colla, quindi non ti puoi stendere sul letto. E allora decidi di ripiegare sulla tua scrivania, ti siedi davanti alla scrivania per fare qualche respiro profondo, ti siedi, inizi a fare qualche respiro profondo, ma noti la tua scrivania che comincia a sollevarsi in aria, comincia a levitare, allora alzi lo sguardo e noti un'enorme massa di palloncini attaccata alla tua scrivania. Ok, potete aprire gli occhi, il nostro viaggio si interrompe qui. Ripercorriamo quello che è successo. Abbiamo aperto il frigo, cosa c'era dentro al frigo? Poi siamo andati verso il tavolo era ricoperto di... Dal lavandino è uscita una folata di... Poi cosa abbiamo rovesciato sui fornelli? Abbiamo aperto il microonde, c'era uno. Poi siamo andati in camera, abbiamo aperto l'armadio, c'era un sub attaccato ad una bombola di... Cosa c'era sul letto? E infine, attaccati alla scrivania, c'erano dei... Perfetto. Allora, questa storia senza senso l'avete registrata, la vostra memoria l'ha registrata senza sforzo. Avete semplicemente seguito le mie parole, visualizzato e tutti questi elementi sono entrati nella vostra mente. Questa però non era una storia casuale. Questa era la tavola periodica. Adesso voi sapete a memoria il primo elemento di ognuno degli 8 gruppi principali della tavola periodica. Quindi ripercorriamo la storia, questa volta dandole un senso. Siamo partiti dal frigo, c'era l'idrante idrogeno, rappresenta il primo elemento del primo gruppo. I birilli del tavolo sono il berillio, primo elemento del secondo gruppo, poi saltiamo i metalli di transizione, andiamo al terzo gruppo principale, la forata di bora, boro, il carbone, carbonio, poi c'era il microonde dove c'era lo zoo, azoto. Per gli ultimi 3 gruppi ci spostiamo verso la camera da letto, la bombola di ossigeno, naturalmente ossigeno. Per gli ultimi 2 gruppi, settimo gruppo, primo elemento del settimo gruppo, dentifricio uguale fluoro, e infine i palloncini con l'elio rappresentano l'elio, esattamente. Inconsapevolmente avete memorizzato il primo elemento di tutti i gruppi. Adesso... Grazie. Ecco, adesso proviamo, voglio darvi la dimostrazione che avremmo potuto memorizzare con qualche minuto in più l'intera tavola, quindi riprendiamo brevemente per 1 minuto il nostro viaggio, quindi chiudi di nuovo gli occhi, ti trovi di nuovo in cucina davanti al frigo, hai aperto il frigo e c'era l'idrante che ti ha colpito con un getto d'acqua. Prima però non ti sei accorto che insieme al getto d'acqua era schizzata fuori una batteria al litio. Questa batteria al litio ha colpito le uova all'interno del tuo frigo, in particolare ha colpito un uovo sodo dentro al tuo frigo, si rompe, senti il rumore, crack, si rompe ed esce fuori una banana, un'enorme banana, tu ti avvicini per vedere cosa sta succedendo, ma un ladro ti passa davanti e ruba la banana, si mette le mani in tasca e tira fuori un enorme paio di cesoie. Tu hai paura ti possa far del male con queste enormi cesoie,
ma poi ti tranquillizzi perché le usa per tagliare una baguette. Quindi dall'idrante schizza fuori la batteria al litio, colpisce l'uovo sodo, esce fuori una banana, viene rubata dal ladro che con delle cesoie taglia la baguette. Nuovamente adesso interrompiamo il viaggio e ripercorriamo quello che abbiamo visto dando un senso. Idrante idrogeno, e questo lo sapete, schizza fuori la batteria al litio, secondo elemento del primo gruppo, poi colpisce l'uovo sodo, sodio, esce fuori la banana, potassio, viene rubata dal ladro rubidio, tira fuori le cesoie cesio e infine taglia la baguette, francio, insomma rappresenta la Francia, francio. E così avete anche il primo gruppo, di nuovo senza sforzo. Se avessi avuto qualche minuto in più, o meglio ce l'ho però voglio dedicarlo anche ad altro, avremmo potuto nello stesso identico modo memorizzare l'intera tavola periodica. Perché? Perché i birilli del tavolo berillio, potevano cadere in testa a Carlo Magno, magnesio, che dava un calcio a qualcuno, calcio, eccetera, eccetera, eccetera. Vi invito però a finire questo esperimento a casa vostra, dovrebbe bastare una mezz'ora, partite dal primo elemento che abbiamo già collocato in ognuno dei punti del nostro cosiddetto palazzo della memoria, che fra poco vedremo, e riuscirete a memorizzare l'intera tavola. Però oggi ho altre cose da raccontarvi, sono già passati i primi 15 minuti e per la restante mezz'ora vi parlerò adesso brevemente di una tecnica di memoria, ma poi soprattutto voglio parlarvi di quella che ritengo essere l'abilità nascosta dietro a qualsiasi storia di successo, dietro a qualsiasi abilità particolare, come quella che faccio io, che può essere utilissima nello studio, anzi è fondamentale nello studio, nel lavoro, in qualunque cosa facciamo, un'abilità nascosta, sempre più importante nel mondo d'oggi, ma sempre meno sviluppata. E infine voglio condividere 3 lezioni, 3 spunti che ho imparato nel mio percorso un po' particolare da atleta della mente e che di nuovo voglio condividere con voi perché ritengo possano esservi utili questi spunti per il vostro percorso da studenti, futuri lavoratori e futuri adulti. Per cui partiamo subito con una tecnica di memoria, anzi con la tecnica di memoria che ho citato poco fa, che è il palazzo della memoria. Inconsapevolmente l'avete già usata. È una tecnica che consiste nell'usare un luogo che conosciamo molto bene per incamerare delle informazioni. È quello che abbiamo fatto. Vi ho fatto vivere una storia nella vostra cucina, nella vostra casa, quindi un luogo che conoscete bene, per incamerare delle informazioni, ovvero la tavola periodica. Voi l'avete usato inconsapevolmente, però vediamo quali sono i principi per usare questa tecnica nella vostra vita, nel vostro studio. Allora, e poi vedremo anche che ruolo ha tutto questo nello studio, perché studio non è uguale a memoria. La memoria è una parte molto importante, ma comunque marginale dello studio, e che avviene alla fine, anche questo è molto, molto importante. Allora, per costruire un palazzo della memoria ci sono 3 step. Il primo è quello di scegliere un luogo che conoscete bene, e la casa dove vivete è il migliore per iniziare, ma comunque qualunque luogo, anche questa sala, può essere usata come palazzo della memoria. L'importante è che siamo in grado di identificare dei punti principali all'interno della stanza, no? Che è quello che abbiamo fatto in cucina. C'era il frigo, il tavolo, il lavandino, eccetera, eccetera. Quindi primo step, scegliere un luogo. Secondo step è numerare le stanze, ordinarle dalla prima all'ultima, seguendo un ordine che abbia un certo senso logico. Cioè, se voi per esempio fate entrare una persona in casa vostra per la prima volta, fate fare a questa persona un tour, no? La portate un attimo in giro, fate vedere l'ingresso, la sala, la cucina e poi vi spostate, immagino, nelle camere da letto. Quindi, in sintesi, dovete numerare le stanze dalla prima all'ultima, seguendo un certo senso logico. Questo era il secondo step. Il terzo step è la selezione dei cosiddetti loci, al singolare locus. Io non ho studiato latino, ma almeno so che significa luogo. I loci sono quelli che abbiamo visto prima, il lavandino, il tavolo, i fornelli, la scrivania, sono dei luoghi importanti all'interno delle stanze che noi useremo per incamerare le informazioni. Per la selezione di questi loci dobbiamo seguire delle regole. La prima è selezionarli seguendo il senso orario a partire dalla porta d'ingresso. Perché questo? Perché a noi interessa l'ordine dei loci, perché ci servirà per richiamare l'ordine delle informazioni. E il modo più semplice per definire un ordine in una stanza è il senso orario. Quindi entrate in una stanza, a partire dalla vostra sinistra, iniziate a selezionare dei punti. Quanti punti? Regola numero 2, più o meno 3-5 per ogni stanza. Per le stanze piccole ne prenderete 3, come per esempio una camera da letto, no? Abbiamo visto prima, in una camera da letto abbiamo preso l'armadio, il letto, la scrivania. In una stanza più grande come il salone e la cucina magari ce ne saranno 4-5. Eviterei però di andare oltre questo numero. Terza regola, non ci devono essere
essere ripetizioni all'interno della stessa stanza, quindi non prendete all'interno di una stessa stanza 2 comodini, se ci sono 2 comodini, 2 divani, eccetera, eccetera. Quarta regola, questi loci, questi luoghi, devono essere ben distribuiti all'interno della stanza, quindi idealmente devono occupare l'intera stanza. Quindi riassumendo, scegliete un luogo, una casa, numerate le stanze dalla prima all'ultima e infine in ogni stanza selezionate più o meno dai 3 ai 5 loci, che sono gli elementi più importanti, mobili, più rappresentativi all'interno della stanza. Se voi fate questo, vi ritroverete con una sequenza ordinata di punti, dal primo all'ultimo, che sono i nostri loci, e questo è il vostro palazzo della memoria, quindi già sapete come costruirlo. Adesso vediamo come usarlo. È piuttosto semplice, ogni volta che voi avete una lista di informazioni da ricordare, una lista di dettagli tecnici, mnemonici, quindi per esempio gli avvenimenti più importanti di una determinata guerra mondiale, oppure gli step di una dimostrazione di una certa regola fisica, voi potete andare ad assegnare ognuno dei punti principali della vostra lista di informazioni ai loci. Okay? Questo può essere fatto banalmente con una lista della spesa. Quindi facciamo un esempio. Se io devo ricordare una lista della spesa e ho un palazzo della memoria immaginario nel quale il primo locus è lo svuotatasche all'ingresso, poi ho l'armadio, il tavolo, il divano, adesso io posso assegnare ognuno degli elementi della lista della spesa a ognuno dei loci. Quindi, per esempio, devo ricordare l'olio, allora immagino di versare l'olio sullo svuotatasche. Poi devo ricordare petto di pollo, immagino di appendere delle enormi fette di petto di pollo alle stampelle dell'armadio. Poi abbiamo il tavolo, devo ricordare l'acqua, allora immagino al posto delle gambe del tavolo l'acqua. Poi devo ricordare farina, o il divano che è il prossimo locus, immagino di versare un sacco di farina che ricopre il divano. E a questo punto voi potreste dirmi, ma non mi sembra tanto utile come tecnica, avrei potuto ripetere questi pochi elementi a voce e sarei stato in grado di ricordarli ugualmente. Ed è vero, l'efficacia di queste tecniche non si testa quando abbiamo poche informazioni, ma i benefici si apprezzano e si apprezzano tantissimo quando le informazioni sono tante. Cioè se voi avete da preparare un esame universitario con un sacco di elementi da ricordare, oppure un'interrogazione di storia dove all'interno ci sono un sacco di guerre con un sacco di eventi, di nomi, di date, allora inizierete a notare anche tanto l'efficacia di queste tecniche. Naturalmente ci tengo a sottolineare che questa è solo un'introduzione del mondo delle tecniche di memoria e quindi ovviamente vi invito ad approfondirla, però adesso vorrei chiudere l'argomento tecniche di memoria per aprirne un altro che ritengo addirittura più importante. Adesso bevo a posto. Ti eri dimenticato che c'era il tavolino. Mi sono scordato. Io stavo ascoltando veramente e qualcosa te l'ho rubata, devo dire la verità. Sono contento. Qualche consiglio? Perché io ero proprio una frana in ricordarmi le cose, specialmente con date. Sì, ma perché le informazioni, per come ci vengono presentate, non sono fatte per entrare nella nostra mente. Cioè noi dobbiamo trovare un escamotage per rendere le informazioni più digeribili per quelle che sono le caratteristiche della nostra mente. Ma scusa Andre, poi correggimi se sbaglio. Non è che impariamo di più a volte quando qualcosa ci incuriosisce? Tantissimo, sì. Ecco. Sì. Ma infatti il principio delle tecniche è proprio rendere le informazioni più interessanti per la nostra mente. Cioè io non vi ho detto, immaginate l'idrogeno nel frigorifero, il berillio, perché non ha un senso per voi, non è interessante. Io ho creato una storia interessante perché nessuno di voi ha mai aperto il frigorifero e ci ha trovato un idrante dentro. Ed è proprio questo elemento di paradossale che rende il tutto interessante, quindi la nostra mente si attiva e dice ok, queste informazioni io le devo ricordare. Perché? Perché noi abbiamo più o meno lo stesso cervello di un uomo primitivo. L'uomo primitivo non si doveva ricordare le date di storia, i termini anatomici o gli articoli di giurisprudenza. Si doveva ricordare come tornare alla caverna, quali erano gli animali da evitare, il percorso per raggiungere i frutti buoni. Cosa sono queste? Sono immagini. Immagini disposte nello spazio. Noi siamo bravi a ricordare quello, non le informazioni astratte. E quindi le tecniche convertono le informazioni astratte in ciò che invece la nostra mente riesce a catturare con facilità. Cioè, se io dovessi chiedere a qualcuno di voi la data della prima guerra mondiale? 15-18? No, perché il 15 è quando è entrata l'Italia in guerra. Quindi vedi, non ci ha incuriosito il fatto che l'Italia è entrata ad alcuni. Poi ecco, ci sono delle Giusto? Sto sbagliando? No, giusto. Tanta roba, ragazzi, io che mi ricordo.
vuoi andare avanti? Mi risiedo Andiamo, perché sì, sì, è fighissima adesso, questa cosa, me la grazie. godo. No, pure io continuerei a oltranza su questo argomento, però come dicevo prima ci sono tante altre cose che voglio condividere nei 20 minuti rimanenti. Allora, prima vi ho menzionato un'abilità che ho definito abilità nascosta, che mi ha permesso di fare quello che ho fatto. Voi direste, vabbè, è la memorizzazione. In realtà no, c'è anche un altro elemento, ed è la stessa abilità che permette, per esempio, ad un informatico, come quelli che avete visto, ah no, c'erano altre classi, ok, vabbè, che permette ad un informatico di fare bene il proprio lavoro, ad un chirurgo di fare bene il proprio lavoro, ad uno sportivo, ad un atleta, di curare bene la propria performance. Qual è questa abilità che accomuna tutte le persone che sono brave a fare quel qualcosa, mentre lo fanno? Qualcuno vuole provare? Lo sa. Bravo, bravissimo, ha detto la concentrazione, la capacità di immergerci, di eliminare tutto il resto e focalizzarci su una singola cosa, che è un'abilità che diventa sempre più importante ma è sempre meno sviluppata. Voi mi potreste dire, ok, la concentrazione però, qui stiamo parlando di memoria soprattutto, in realtà è stato fatto uno studio scientifico proprio su noi memorizzatori competitivi, hanno preso i più forti al mondo, hanno fatto uno studio e hanno visto che la differenza principale tra noi e le persone normali, e poi anche noi lo siamo, quindi persone che non conoscono le tecniche, la differenza principale non è la memoria, ma è l'attenzione. Perché la nostra memoria non è di fatto migliore degli altri, noi siamo semplicemente in grado di canalizzarla meglio, quindi noi focalizziamo meglio la nostra memoria attraverso l'attenzione. Quindi l'attenzione viene prima, è come se fosse la base su cui si fonda la memoria, ma non solo la memoria, qualunque altra facoltà mentale, il ragionamento, la logica, le emozioni, tutto parte dall'attenzione, è un'abilità nascosta dietro a qualsiasi cosa. E questo stato di concentrazione, quando raggiunge il suo picco, diventa flusso, si chiama flusso, stato di flow in inglese, che è un nome che è stato dato da uno psicologo ungherese di nome Mihaly Csikszentmihalyi. E nello stato di flusso non solo siamo in grado di performare al meglio, eliminando tutto il resto, ma ci sentiamo anche benissimo, totalmente immersi in quello che facciamo. Ed è uno stato che almeno una volta nella vita abbiamo provato tutti. In quei momenti un'ora può passare in 5 minuti, così come 5 minuti possono sembrare un'ora, perché il tempo si dilata. Potreste averlo provato quando eravate con una persona che vi piaceva, oppure giocando a dei videogiochi, facendo sport, leggendo un libro che vi interessava. Il resto del mondo scompare e voi siete nel cosiddetto stato di flusso, che caratterizza qualsiasi risultato importantissimo nel corso della storia, dell'innovazione. Quindi una persona che riesce a concentrarsi al massimo in quello che fa. E avremo bisogno di provare questa sensazione il più possibile nelle nostre vite, ma purtroppo siamo sempre meno in grado di farlo. Come dicevo poco fa, viviamo in un'epoca dove la concentrazione è sempre più importante, perché dobbiamo imparare continuamente qualcosa di nuovo, fare attività mentalmente difficili e stressanti, eppure siamo sempre meno in grado di prestare attenzione. Cioè, sui social, ad esempio, c'è un trend nel quale i video dove una persona parla, come potrei essere io adesso, vengono affiancati ai video tipo di Subway Surfers oppure della pressa, no, che schiaccia gli oggetti, perché non siamo in grado di sentire per un... Esatto, ancora peggio, perché non siamo in grado di prestare attenzione ad un singolo elemento per un minuto. Ed è una cosa drammatica. Voi adesso immaginate le persone delle professioni che ho citato prima fare la stessa cosa. Cioè io mentre cerco di fare questo esperimento, che nel frattempo guardo Subway Surfers, oppure un chirurgo mentre opera che ha bisogno di direzionare la concentrazione su qualcos'altro, è una cosa drammatica. E io per fare quello che volevo fare, quindi diventare un campione di memoria, ho dovuto lavorare tantissimo su questo aspetto. Mi sono dovuto trattare come un atleta mentale, ho dovuto curare la mia performance in ogni dettaglio e gran parte di questo avviene lavorando sull'attenzione, sulla concentrazione. Quindi per tanti anni ho ricercato, leggendo, sperimentando anche su me stesso, tutto ciò che mi avrebbe potuto far migliorare su questo aspetto, l'aspetto della concentrazione. E adesso voglio condividere con voi 5 spunti, 5 tecniche per aiutarvi a ritrovare la vostra concentrazione. Il primo, cambiando l'ordine delle attività, il risultato cambia. Cioè la regola matematica per la quale cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. In questo caso invece, per la nostra mente, cambiando l'ordine delle attività il risultato cambia. Cosa significa? Significa che quando noi facciamo qualcosa e poi passiamo ad un'altra attività, la nostra mente non riesce subito a liberarsi dell'attenzione dell'attività precedente. C'è un concetto che in psicologia cognitiva si chiama attenzione residuale, ovvero l'attenzione che appunto rimane, è residua dalle attività precedenti.
Ed è per questo che l'ordine delle operazioni è importante, perché quando noi effettuiamo delle attività di cosiddetto basso valore, come mail, messaggi, riunioni, è come se la nostra attenzione si sporcasse perché accumula, letteralmente, i residui di quelle attività precedenti. Quindi l'ideale è, quando voi dovete fare qualcosa di difficile, impegnativo mentalmente, è farlo prima e dopo tutto il resto, perché l'ordine delle operazioni è importante, perché la nostra mente accumula questi residui. E questo ci porta al consiglio numero 2, che io chiamo: non siamo un interruttore della luce. Non possiamo fare continuamente on e off, passando da un'attività all'altra pensando che non cambi nulla. Non siamo un computer che può fare questo lavoro bene. In realtà neanche, perché anche lì c'è il concetto di RAM, che sotto un certo punto di vista può essere paragonato alla memoria di lavoro. Voi fateci caso, vi sarà capitato sicuramente, probabilmente vi capita spesso, di provare a fare più cose contemporaneamente o a passare velocemente da un'attività all'altra. Quindi magari state studiando, però dovevate chiamare qualcuno al telefono, nel frattempo controllate un messaggio su WhatsApp, vi distraete un attimo con un video, fate continuamente un'attività da un'attività all'altra, passate da una all'altra e man mano che continuate in questo processo vi rincoglionite, passatemi il termine, perché la vostra memoria di lavoro si riempie di tutti i residui delle attività precedenti e voi non siete più in grado di ragionare con lucidità. Quindi non siamo un interruttore della luce, non siamo fatti per passare continuamente da un'attività all'altra, perché la concentrazione ha bisogno di lunghi periodi ininterrotti, ripeto, lunghi e ininterrotti. Punto numero 3, meno tempo uguale più tempo. Abbiamo tutti 24 ore, eppure ci sono delle persone che riescono a fare molto di più, a ottenere molti più risultati, magari sono anche più serene, meno stressate, riescono a fare più sport. Com'è possibile se abbiamo tutti lo stesso quantitativo di ore? Spesso ci viene da dire: se avessi più tempo, in realtà non è la soluzione, perché le attività si prendono tutto il tempo che hanno a disposizione. Per cui un trucco che ho iniziato a sperimentare e che è molto efficace è quello, quando ho un'attività, di mettermi un orario limite oltre il quale non posso andare. Quindi se per esempio devo studiare qualcosa e penso che quel qualcosa necessiti 3 ore, io mi do 2 ore e mezzo. Così ho questa pressione del tempo che diventa anche una sfida e che mi permette di lavorare meglio, di concentrarmi meglio. Però attenzione, è fondamentale non consentire nessun tipo di proseguimento oltre quell'orario limite. C'è un detto americano che mi piace molto che si chiama work hard, play hard. Significa non essere nella via di mezzo tra studio e lavoro, tra studio o lavoro e relax. No, quando uno sta per esempio sul divano, sta studiando, però nel frattempo magari guarda il telefono, quella via di mezzo non serve a niente. L'ideale è fare al massimo la singola cosa che si sta facendo. E questo non significa solo concentrarsi al massimo senza distrazioni. Significa che quando arriva il momento di svagarsi, non ci devono essere interruzioni da parte dell'esterno, perché anche lo svago è fondamentale proprio per rigenerare le nostre capacità mentali. Quindi cercate di darvi un po' meno tempo di quello che ritenete sia necessario e a non consentire proseguimenti. Numero 4, spegnete la radio. Insieme alla capacità di concentrarci, ne abbiamo persa un'altra, che è quella di non fare nulla, di accettare il silenzio. Quindi provate ad includere nella vostra giornata, d'ora in avanti, alcuni momenti di nulla, iniziando per esempio spegnendo la radio in macchina o la musica mentre fate sport ed esplorando le vostre sensazioni. Questa in realtà è proprio la base di una pratica che si chiama meditazione, che consiste nell'immergersi completamente nel momento presente, non tanto non provando a pensare, perché è impossibile, ma quanto riempiendo la nostra attenzione con il presente. Quindi vi consiglio anche di approfondire questo, ma iniziate con dei piccoli esperimenti, appunto, dei momenti di nulla, che ormai sono scomparsi dalle nostre vite, perché possiamo sempre, attenzione, lo faccio anch'io, quando, non so, tirare fuori il telefono quando uno sta aspettando in fila oppure alla fermata. In quei momenti è il caso ogni tanto di provare il nulla, perché questo, tra l'altro, ci rende in grado di concentrarci meglio, di vivere meglio e di considerare più interessante tutto il resto, perché più noi ci distraiamo, meno interessante diventa tutto il resto. Anche solo 5, 10, 15 minuti al giorno possono fare un'enorme differenza. Quinto consiglio, trattate la mente come un muscolo. Noi quando andiamo in palestra portiamo i nostri muscoli leggermente oltre il loro limite, costringendoli a rafforzarsi. Ora, il cervello non è un muscolo, però alcune sue funzioni possono essere paragonate a quelle dei muscoli. Quindi provate ogni giorno a dedicare, anche qui, 10-15 minuti ad un'attività mentalmente difficile. Abbiamo visto il palazzo della memoria, lo avete imparato, lo avete sperimentato con la tavola periodica. Provate per esempio a chiedere a ChatGPT di generarvi 20 parole casuali e a memorizzarle con il palazzo della memoria, ok? Il giorno dopo provate nello stesso quantitativo di tempo, magari 2-3 minuti, a farne 22, 24.
un'attività mentalmente difficile ogni giorno, nella quale vi immergete al massimo. Oppure provate, non so, a risolvere il cubo di Rubik senza tutorial, qualcosa di difficile. Io ho iniziato esattamente così il mio percorso, che poi si è evoluto ben oltre le mie aspettative. Io ho iniziato memorizzando dei numeri con le tecniche di memoria, poi ho imparato il cubo di Rubik, ho imparato a risolverlo da bendato, mi allenavo 10-15 minuti e mi sono accorto di una cosa fantastica. Man mano che continuavo con questo mio allenamento mentale, migliorava la mia capacità di prestare attenzione, concentrazione, vivevo meglio il momento presente e avevo molti meno di quei momenti in cui, per esempio, uno entra in una stanza per fare qualcosa e si dimentica cosa era andato a fare, oppure stavi pensando a qualcosa, oddio mi sono scordato, era un'idea geniale che avrebbe potuto cambiare il mondo. Sempre di meno, perché la nostra mente si allena appunto come un muscolo. E siccome comprendo che vi ho detto tante cose, adesso proviamo a usare insieme una tecnica di memoria per ricordare questi 5 spunti, usando le stesse tecniche che abbiamo usato per la tavola. Quindi immaginate un bibliotecario, simbolo dell'ordine, bibliotecario, ordine, così vi ricordate il consiglio numero 1, l'ordine delle operazioni, un bibliotecario che continua a premere un interruttore della luce, on off, quindi numero 2, non siamo un interruttore della luce, questo interruttore però esplode e ne fuoriesce un'enorme clessidra, meno tempo uguale più tempo. All'interno di questa clessidra però non c'è la sabbia, ci sono tante piccole radio, numero 4 spegnete la radio, in particolare ce n'è una più grande delle altre con delle braccia muscolose. Numero 5 trattate la mente come un muscolo, quindi il bibliotecario continua a premere l'interruttore della luce, esplode e ne fuoriesce una clessidra, all'interno ci sono tante piccole radio e ce n'è una con dei muscoli. Così riuscite a ricordare questi 5 spunti e speriamo magari almeno qualcuno di questi lo inizierete ad applicare nella vostra vita. Adesso mi sono rimasti 10 minuti, proverei a dare gli ultimi 3 spunti e poi magari facciamo un po' di Q&A. Sì, poi dopo avete delle domande gliele fate al volo. Io volevo dirti solo che una volta ho provato ad abbassare il volume della macchina, ho iniziato a sentire dei rumori meccanici e ho detto no, rialzo perché qua c'è da pagare un meccanico. Quindi se avete problemi alla macchina, se sentite dei rumorini strani e volete risolvere, alzate il volume della macchina così non li sentite più e avete risolto. Facile. C'hai altri 3 spunti? Ho altri 3 spunti, sì, che questa volta escono dal tema tecniche di memoria, concentrazione, che ho imparato nel mio percorso particolare da atleta della memoria, percorso non convenzionale che poi inaspettatamente è diventato anche il mio lavoro, come quello che sto facendo qui oggi. Sono 3 spunti che appunto credo possano esservi utili nel vostro percorso di studenti, futuri lavoratori, adulti. Il primo è la possibilità di avere dei risultati inaspettati nel corso del tempo, in positivo, se si sommano tante piccole azioni, tanti piccoli cambiamenti, perché noi tendiamo a sottovalutare quello che può succedere nel lungo termine. Vi faccio un esempio, può sembrare stupido, ma personalmente mi ha aiutato a capire questo concetto. Se voi prendete un centesimo e lo raddoppiate ogni giorno, quindi giorno 1 un centesimo, giorno 2 2 centesimi, giorno 3 4 centesimi, dopo 30 giorni, quanto pensate di avere? Io personalmente avrei detto, vabbè, massimo qualche decina di migliaia di euro, no? Invece 5 milioni. Questo perché la nostra mente non è in grado spontaneamente di intuire i risultati che si possono accumulare nel corso del tempo. C'è anche un termine in inglese che si chiama compound effect, quando tanti piccoli cambiamenti possono portare a qualcosa di inaspettato. Quindi noi ci sottovalutiamo sul lungo termine, ma, ancora peggio, ci sopravvalutiamo nel breve termine. Questo si vede quando il primo dell'anno tutti vogliono prendere nuove abitudini, perdere le brutte abitudini, nuovi progetti, nuove idee, magari dopo 2 settimane non si fa più nulla. E io perché l'ho imparato nel mio percorso da atleta della memoria? Perché è successo qualcosa di molto particolare. Io ho imparato come memorizzare un mazzo di carte con le tecniche, dopo che avevo appunto imparato come ricordare i numeri, ho detto ok, ci sono delle tecniche per imparare un mazzo di carte, wow, fantastico, voglio riuscirci anch'io. Ho imparato le tecniche e ho imparato a memorizzare un mazzo di carte, ci mettevo più o meno 5-6 minuti, però almeno ci riuscivo. Finiti i primi mazzi mi sono detto wow, adesso se mi alleno per una settimana riuscirò a scendere sotto i 2 minuti, in una settimana. Ci sono riuscito? No. Ma 1 anno e mezzo dopo sono sceso sotto i 20 secondi, che non pensavo minimamente possibile per un essere umano. Cioè non sono riuscito in una settimana a fare 2 minuti, ma in 1 anno e mezzo sotto i 20 secondi. Mi sono ampiamente sopravvalutato nel breve termine, ma sottovalutato nel lungo termine. Quindi il consiglio è di cercare di invertire la direzione e di ridurre le aspettative nel breve termine,
ma magari aumentarle nel lungo, perché tante piccole azioni, tanti piccoli cambiamenti sommati possono fare un'enorme differenza. Questo è quello che personalmente ha caratterizzato il mio percorso, che è nato per gioco, cioè mi volevo divertire nel memorizzare le cose, studiare più velocemente, e poi adesso sono qui, campione mondiale di memoria, per tante piccole azioni, sommate giorno per giorno. Il secondo spunto è quello della scoperta di abilità che non sapevamo di avere o che non sapevamo come usare. Io sono sempre stata una persona creativa e con una buona rapidità di pensiero, però non ho mai saputo a cosa sarebbe potuto servire tutto questo, perché a scuola la creatività purtroppo non è tanto incentivata, a volte addirittura viene ostacolata perché ti porta magari a essere con la testa tra le nuvole. E dove voglio arrivare? Ci potrebbero essere delle abilità che voi avete, o magari qualcosa che vi piace fare, qualcosa che vi appassiona, ma per il quale al momento non riuscite a vederne un'utilità. Il mio consiglio è di non abbandonarlo, perché nel corso del tempo, di nuovo, collegandoci anche al discorso di prima, potrebbe portarvi in luoghi dove, che al momento non riuscite ad immaginare. Il punto numero 3 riguarda l'importanza della passione, della costanza e dell'allenamento da mettere in qualcosa in cui credete. Io quando ho iniziato questo percorso non c'era tutto questo, non facevo le gare, non era diventato un lavoro, ero io che mi chiudevo nella mia camera, memorizzavo per ore e ore numeri, mazzi di carte e anche giustamente i miei genitori, i miei amici mi dicevano ma cosa stai facendo? Cioè, è una perdita di tempo questa. Hai imparato le tecniche di memoria per studiare e adesso stai quasi abbandonando lo studio per allenarti con questi esercizi fini a loro stessi? Io però intravedevo qualcosa, non era ancora chiaro cosa, però ci credevo e quindi ho continuato a mettere tutto questo nel corso del tempo. E molto spesso le cose sono più semplici di quanto pensiamo, cioè spesso basta fare di meno, pensare di meno soprattutto, eliminare il superfluo perché soprattutto nel corso del tempo, nel lungo termine, la pazienza e il tempo e tante piccole azioni ci possono portare molto oltre rispetto alle nostre aspettative. Grazie. Un applauso sincero per Andrea. Prima tu hai parlato di NFL. NFL? E qualche domanda, giusto? Ah, Q&A, scusami, sì. Sì, cos'è che hai detto? NFL per cosa sta? NFL mi sa che sono quelle domande anonime che si fanno su Instagram. Ah, giusto? giusto, sì. Ecco. No, io avevo Q&A, cioè question and ok. answer. Sì, dovremmo avere 5 minuti se qualcuno vuole Se fare qualcuno qualche vuole domanda. chiedere qualche segretino su, ovviamente su come ricordarsi meglio qualcosa, Andre vi risponde, vi consiglio di Magari chiederla. vado io col microfono o vai tu? Vado Vai io, tu. vado io. Vediamo un po', vado da Angelica, che sto già che ce l'ha. Perché ha alzato la mano prima. Non vuoi chiedere, nessuna una domanda su... ecco, ce l'ha lì, lo sapevo. Vai. Allora, quando andavo a scuola, molti compagni non ricordavano le poesie a memoria. La maestra o comunque i professori suggerivano di pensare alla musica, cioè di cantare la poesia per ricordarla. Tu hai qualche altro suggerimento o no? Perché le canzoni le persone riescono a ricordarle, le poesie invece no. Hai un altro metodo Allora, da suggerire oppure è valido questo? Sotto un certo punto di vista questa tecnica può funzionare, perché il principio di base è quello del, appunto, le persone riescono a ricordarsi le canzoni, ma ci riescono perché c'è un lato emotivo collegato, anche il piacere della melodia, che non è detto che si possa replicare nel cercare di cantare una canzone. Il consiglio è di usare gli stessi principi che abbiamo visto prima, quindi visualizzare la poesia, quindi convertire i punti principali della poesia in delle immagini e poi nel creare delle associazioni, possibilmente all'interno del palazzo della memoria. Ok, quindi per esempio ogni verso può essere rappresentato da un'immagine che ci ricorda quel verso, e poi lo si associa alla successiva, eccetera, eccetera. Che è molto più efficace rispetto al cercare di vederla come una canzone, che è comunque meglio di niente, meglio di semplicemente leggere e ripetere, però non va a sfruttare le caratteristiche della nostra memoria, che funziona appunto per immagini, molto più rispetto dei suoni. Noi ricordiamo, infatti fateci caso, a voi capita spessissimo di vedere una persona e non ricordarsi il nome, ma non capita mai di vedere una persona e dimenticarsi che l'avevamo vista anche 10 anni prima. Ci ricordiamo benissimo il volto, anche dopo tanti anni, e il nome facciamo tantissima difficoltà a ricordarlo, perché i suoni non entrano nella nostra mente, le immagini sì. Ecco, c'è qualcun altro che ha... Adesso, subito, anche perché so che poi abbiamo poco tempo.
Ciao, banalmente non riesco a figurare come utilizzare il palazzo della memoria per memorizzare delle date, cioè come renderle degli oggetti da mettere poi nei loci, perché posso immaginarmelo per un'azione, Sì. per un avvenimento, però le date in sé non riesco e volevo chiederti un esempio concreto di Allora, questo. è normale perché con i numeri bisogna fare uno step in più, perché un numero non può essere convertito direttamente in un'immagine. Infatti c'è una tecnica che ti consiglio di approfondire, ci sono anche video che ho fatto su YouTube, che si chiama conversione fonetica, perché adesso non riesco a spiegartela al volo perché è un po' più complessa, ma è una tecnica che consente di convertire appunto i numeri in dei suoni, e con quei suoni noi poi formiamo delle parole. E quelle parole le visualizziamo sotto forma di immagini, quindi i numeri necessitano di questo step in più, ma tanto la tecnica può essere imparata in un'oretta e ci permette poi di usare, di convertire ogni data in un'immagine particolare, che per esempio per me la data della scoperta dell'America la ricordo con un toro che mangia un panino. Tu ti chiederai perché? Perché usando la conversione 1, 4, 9, 2 diventa un toro che mangia un panino. Però è molto più facile da ricordare rispetto a 1492, ok? Abbastanza. Adesso spero che la data sia giusta perché magari l'ho sbagliata, quindi figuraccia. Ho visto una mano. Laggiù. Aspetta. Arrivo. Dov'è? Rialza la mano, ti ho perso, vedi? Figurati la memoria. Come posso memorizzare un grande numero di pagine in poco tempo? Allora, sono Posso due cose rispondere che io, è Andre? difficile. Sì. I bigliettini. Scriviti i bigliettini. Lo sai che allora in realtà c'è una tecnica di memoria che ho inventato io che si chiama tecnica dei bigliettini, che consiste in pratica nel far finta di voler copiare. Cioè noi quando facciamo i bigliettini per copiare non inseriamo tutte le informazioni, inseriamo quel numero minimo di informazioni che sono dei dettagli tecnici, mnemonici, che poi uniti alla nostra conoscenza, alla logica, alla cultura generale, ci permettono di ricordare quelle informazioni. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, fare i bigliettini, far finta di voler copiare e poi su quelle informazioni e solo su quelle, che sono quelle mnemoniche, usare le tecniche di memoria. Perché è come se fossero un enorme riassunto dei concetti più difficili da ricordare e poi su quei bigliettini noi usiamo le tecniche come il palazzo della memoria, più le altre che adesso purtroppo non ho avuto il tempo di spiegare. Quindi me l'hai servita sul piatto d'argento perché è una tecnica che ho personalmente inventato. Esperienza, hai visto? Glielo passo. Se te lo lancio succede un casino. Ciao, io ho un disturbo dell'attenzione e volevo capire se posso utilizzare questi metodi a favore della memoria, perché ovviamente avendo un disturbo ne ho di meno, quindi non sono l'unica, credo. Allora, io naturalmente non sono un esperto e non ho le competenze per poter curare o aiutare a risolvere questi problemi, però queste tecniche spesso aiutano molto anche le persone con disturbi dell'attenzione oppure disturbi specifici dell'apprendimento come dislessia, disgrafia, quindi queste stesse tecniche possono essere applicate, provaci e spero ti diano dei benefici. In genere è così, quindi dovrebbero va bene, grazie. Mani in alto, ok, arrivo. Non era una rapina. Anche perché spesso chi ha questi disturbi ha un cervello che a volte è anche più creativo e pensa più sotto forma di immagini, quindi queste tecniche tendono ad adattarsi bene, in alcuni casi, proprio alla mente di chi ha queste difficoltà. Ok, sono una prof. Molti miei alunni mi dicono che studiano meglio se ascoltano musica contemporaneamente. È vero o no? E è vero, l'importante però è che la musica non abbia parole, perché quello distrae. Cioè se sono delle melodie senza parole, allora vanno bene. Però se noi perché noi quando studiamo abbiamo un dialogo interiore e se quel dialogo si sovrappone al testo della canzone diventa un problema. Quindi la musica può aiutare, però l'importante è che non abbia parole. Che attenzione, non significa la musica techno, perché pure la musica techno non ha parole. Però musiche un po' più rilassanti, anche musica classica, possono aiutare. Non fanno un'enorme differenza, però ti possono aiutare a focalizzarti, insomma. Quindi sfera e basta non aiuta per studiare. Come? Sfera e basta non aiuta. No, esatto. Altri mani alzati prima che ovviamente possiate stanno andare scappando via. che c'è il treno, il coso. Sì, se c'è la Corea. Io davvero ce n'è una, ragazzi, che poi mi dispiace anche sapere che scappate così. Cioè noi staremo ore, cioè. Volevo chiederti se ti alleni ogni giorno con queste tecniche. Io mi alleno ogni giorno, sì. In realtà dipende dalle gare. Se ho una gara
nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, mi alleno ogni giorno e quando ho iniziato il mio percorso da Memory Athlete mi allenavo ogni giorno. Adesso riesco in alcuni periodi anche ad allenarmi di meno e ad avere più un mantenimento del mio attuale livello, però di base sì, cioè come uno sport fisico noi dobbiamo trattarci da atleti, quindi allenarci ogni giorno e curare anche il nostro stile di vita, il sonno, la dieta, lo sport, quindi sì. Te la faccio io l'ultima, va bene? Ok. Ti ha mai aiutato la tua memoria con le carte? Hai mai vinto qualcosa di importante giocando? Anche in alcuni giochi si può... Dato che abbiamo poco tempo, vi dico io che questo ragazzo qua è stato cacciato da un casino. Per farvi capire. Sto dicendo una bugia? No, è vero, è vero. Ecco, quindi avete capito che abbiamo poco tempo. Vi avrei voluto far raccontare quell'episodio. Però, prossima volta. Volevo che mi raccontassi anche della tua esperienza a Muschio Selvaggio, però purtroppo non abbiamo tantissimo tempo. Fate un applauso ad Andrea. Grazie. Per chiunque non avesse fretta e avesse delle domande, si avvicina qua. Sì, io starò un po' lì, insomma. Chiediamo, ragazzi. Sono 3,50 € a domanda. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Forza Cagliari. E forza il Job Day. Che lavoro già ce n'è. Forza un po'. Ciao ragazzi.